Buongiorno, buongiorno. Anche questa mattina dobbiamo ricordare queste creature che non ci sono più in tante parti del mondo. Dobbiamo ricordare. Qualcuno dice, ma si parla, si parla. L'importante è anche parlare, qualcuno dovrà pure ascoltare, qualcuno mi sembra che stia anche ascoltando, perché non è tutta carne fritta, no, è la voce del popolo che sta alzando l'asticella, che si è accorto che deve protestare, che deve manifestare, che deve parlare, perché sapete, io dico sempre, specialmente qui il profondo nord, che ha ucciso il profondo nord è il silenzio. Prima era il sud, omertà, silenzio, paura. Sono arrivati anche qua. Noi siamo chiusi nelle nostre case, abbiamo paura anche all'interno delle case, abbiamo paura di uscire, abbiamo paura di parlare, abbiamo paura di dire la verità, perché ci accada qualcosa. Invece dobbiamo iniziare a capire che la politica deve ascoltarci, deve fare quello che noi vogliamo, non quello che vogliono loro, perché sono pagati, e lo ripeto, con i nostri soldi. Non sono soldi che vengono da chissà dove, sono pagati e profumatamente con i nostri soldi e dovrebbero fare le cose che servono a noi. Invece mi sembra che l'orientamento sia sulle grandi opere strategiche, dicono. Poi vediamo come siamo messi quando viene un nubifragio. Cosa succede? Come ho detto ieri mattina, avete visto qualcuno che pulisce i fiumi, che ripara gli argini, che cerca di capire questa fragilità del territorio. Avete sentito Medici per l'Ambiente ieri cosa hanno detto? Allora cercate di ascoltare e cercate di capire che voi avete una forza enorme, perché siete voi che mettete su queste persone. E cercate di capire che è ora di cambiare le sorti del paese con la propria voce, con la propria mano anche. Sentiamo cosa ne pensano i miei ospiti. Ho in presenza Valente Chiedegatto, manager, grazie di essere qui veramente. Buongiorno. Saluto anche, vediamo se c'è, no ancora non c'è l'altro ospite, allora quando si collegherà lo saluteremo. Allora, Chiedegatto, cosa dice? Ma allora, io dico sempre che partecipare nella politica è la cosa più importante. Vabbè, io non sono più un ragazzino. Quando andai a votare per la prima volta fu, diciamo così, un giorno importante, un giorno quasi sacro dal punto di vista civico, ovviamente. E questa cosa è da recuperare perché in realtà noi abbiamo una Costituzione che dice la sovranità, nell'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Significa che il popolo è sovrano e come esercita questa sovranità? La esercita naturalmente con l'impegno civico e soprattutto con un comportamento consono in linea con diciamo così, il trattato del buon padre di famiglia. Ma attraverso anche l'elezione dei propri rappresentanti, quindi il giorno in cui si vota, si esercita la propria sovranità, cioè si eleggono dei rappresentanti che sono quelli che poi dovrebbero, diciamo così, badare alla cosa pubblica e al benessere di tutti. Quindi partecipare alla politica non significa solo andare a votare, ma significa anche darsi da fare per la propria comunità, per il proprio vicino di casa, per le associazioni che ci sono sul territorio. E se proprio uno non riesce a fare nulla di tutto questo, quantomeno deve partecipare al voto. Il voto è importante perché, badate bene, il giorno che le persone non andranno più a votare per niente, non avremo più quel diritto. Cioè, anche solo per preservare il diritto, dici ma oggi non ho nessuno da votare, vai al seggio, annulli la scheda perché preservi il tuo diritto, perché domani ci sarà qualcuno che invece vorrai votare. Per cui andare al voto è fondamentale, non è così importante votare qualcuno, si può annullare la scheda, mettere la scheda bianca, quello che è, ma però andare fisicamente alle urne è un gesto importante per preservare la nostra democrazia, i nostri diritti, e quindi io invito tutti a partecipare attivamente a tutta la politica, quindi non solo il voto, ma quantomeno esercitare quel diritto. Significa anche avere voce in capitolo, perché se uno si lamenta di qualcosa che non va bene e poi non va neanche a votare, beh, insomma, non è così giusto che poi si lamenti, anche se va bene, siamo in libertà, ognuno può dire quello che vuole, però bisogna cominciare da lì, bisogna cominciare dall'esercizio del diritto e quello si fa anche
facendo un po' di fatica, tra virgolette, anche perché andare a votare quei 10-15 minuti ogni 4-5 anni, insomma, dai. Allora, Pierigato, io volevo anche capire cosa ne pensa di questo stillicidio continuo giornaliero che qualcuno fa, non facciamo nomi, ognuno pensi quello che vuole, nel provocare. Ecco, la provocazione. Io ti faccio vedere che ti provoco, non lancio tutto il sasso, ma ti provoco. Ecco, questa provocazione continua mina anche le fragilità, che sono quelle persone che vivono in certi territori, che hanno il terrore. Io quando ho visto i ragazzi polacchi armarsi per dire dovrò difendermi, dovrò difendere la mia patria, vuol dire andare a uccidere i loro coetanei, ragazzi come loro. Ecco, c'è questo bisogno di far diventare i popoli aggressivi. E come ce la giocano? Ce la giocano dicendo che bisogna difendere i territori, bisogna difendere i paesi, bisogna avere più armi, perché con più armi tu ti senti protetto e difeso, anche se vorrei ricordare che qualcuno basta che schiacci un bottone e salta per aria tutto, perciò le armi non so fin dove possono arrivare. Cosa vuoi dire a questi ragazzi, a queste persone che vivono nel terrore quotidiano, perché sono i confini, di questi paesi che veramente poi che paga la popolazione non sanno come difendersi, dove andare a parare? Prego. Allora, facciamo così, facciamo una premessa, visto che ho fatto studi storici, qualcosa. La guerra, uno dice, si è sempre fatta, non è vero, perché fino a, diciamo, a partire dal 1500-1000 a.C. si è cominciato a fare la guerra. Prima gli uomini, diciamo, dell'antichità più profonda non facevano nessuna guerra. Dopodiché, siccome si sono formate le città, si sono formati dei regni, dei grandi imperi, si è sentita la necessità di andare a depredare gli altri e di fare i bottini e di accrescere il proprio potere. Hanno cominciato i greci, poi i romani, eccetera, eccetera. E i romani soprattutto, perché hanno creato il concetto di guerra che noi oggi possiamo comprendere. Quello che è successo successivamente è legato essenzialmente a una schiera molto limitata di persone, perché durante tutto il Medioevo e l'era moderna la guerra la facevano i professionisti della guerra, coloro che erano cresciuti solo per quello, quindi essenzialmente persone di un certo lignaggio, nobili, figli di nobili, e non erano certi contadini che facevano le guerre, per niente. Con l'avvento diciamo dell'esercito napoleonico, ma anche un po' prima, sono cominciate le guerre di massa. Poi sono successi due fatti, non mi dilungherò moltissimo. All'inizio del Novecento i fratelli Wright hanno sperimentato per la prima volta il volo aereo, nel 1903, da quel momento in poi già solo alla Prima Guerra Mondiale c'erano i bombardieri. Il fatto di poter bombardare dall'alto linee nemiche o città ha cambiato completamente il concetto di guerra. Non era più affrontarsi viso a viso, non era più scavare una trincea e diciamo cercare di avanzare, no, in territorio nemico, ma era ti prendo dall'alto, che è completamente diverso. 42 anni dopo è arrivata la bomba atomica, lanciata anche quella dall'alto evidentemente, che anche quella ha cambiato completamente il concetto di guerra. Cosa voglio dire con questo? Che la guerra di oggi non è più la guerra di un tempo, non è più combattuta con certi valori, ammesso che fossero dei valori, ma è potenzialmente distruttiva in qualunque istante e soprattutto non ha più un senso logico diciamo, in questo mondo. Io non vado a fare bottino, torno a casa e distribuisco il bottino, perché comunque vada la guerra, sia l'aggressore sia l'aggredito ci rimetteranno alla fine. Questo ormai l'abbiamo sperimentato e dal punto di vista economico non è mai un vantaggio fare la guerra. Perché si fa la guerra oggi? Ci sono 1000 motivi, ovviamente i principali sono quelli economici, sono legati all'industria delle armi, sono legati a certi giochi di potere che sono ormai abbastanza semplici da comprendere, no? E quindi qual è la risposta
la risposta a questo mondo e a questo andazzo, chiamiamolo così. La mia risposta, il mio parere, è che la risposta giusta è il disarmo. Un paese che guarda al futuro, che va dentro questo XXI secolo, non si arma, si disarma, toglie le armi dal proprio diciamo, libro paga, lascia ovviamente delle forze armate perché servono, la forza pubblica deve essere gestita, ci mancherebbe, ma si disarma via i missili, via gli aerei, via le navi corazzate, via le cioè via tutta questa roba, perché noi non abbiamo nessuna intenzione, come Italia e io penso anche come Europa, non abbiamo nessuna intenzione di fare nessuna guerra, a nessuno. Non abbiamo intenzione di fare. Uno dice, vabbè, ma ti devi armare perché ti devi difendere. Allora, questo concetto, ti devi armare perché ti devi difendere, è lo stesso, identico, andate a recuperarvi dei giornali d'epoca, che campeggiava sui giornali di tutta Europa dal 1910 al 1914 e poi dal 1935 al 1940. Dicevano, dobbiamo armarsi per difenderci, e dopo è scoppiata la guerra. Per cui la risposta è il disarmo. Io tolgo le armi dal tavolo, ok? Gli Stati Uniti non lo faranno, affari loro, si faranno la guerra con la Cina loro. Noi invece vogliamo vivere in pace, vogliamo lavorare, produrre, stare bene con le nostre famiglie, non ce ne frega niente della guerra, anzi, siccome la riteniamo una cosa assurda, stupida, perché andare a morire per qualcosa che poi non si sa bene neanche cos'è, è completamente fuori di testa, e quindi la risposta è il disarmo, non il riarmo come vogliono fare adesso, che tra l'altro ha dei costi pazzeschi e poi possono raccontarci tutto quello che vogliono, ma se si spende in armi si tolgono i soldi alle pensioni, alla scuola, alla sanità, alle strade, sappiatelo questo, perché poi è lì che si va a finire. Se io devo comprare un cannone, non posso costruire un ospedale, non posso aumentare le pensioni a tutti i pensionati che sicuramente non saranno contenti di questo. È così che funziona. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Quello che dice il tuo ospite è giusto, però è utopia, Mirella, perché viviamo su un'era di gente malata di cervello, ma non ne basta il 18 e il 45 è vera che abbiamo fatto noi altri. Milioni e milioni di morti per niente, per cosa? Insomma, qui che comanda adesso, i dittatori, ma i deficienti anche, come l'americano, non mi vero. Ma cosa vogliono fare? Era 80 anni, era un piede in tomba. Cali che via la guerra, come ti dice sto signor qua, cadere via le guerre tutte quante, ragione col cervello, avete qualcosa che non va, mettete un posto parlando, combinando cosa che volete, ma è povera dopo in guerra, non va i generali, va la povera gente, i soldati, non i generali, i politici, i staccati a sconti, come l'ultima guerra, è questa cosa diventata un massacro per tutto il mondo, per niente, perché cosa abbiamo combinato? Dopo gli americani che vieni fuori, ma siamo sotto la capella degli americani dal 45, va bene, e mi ha fatto fare quello che vogliono. Abbiamo tutte le bombe atomiche qua in Italia, va bene, abbiamo il quello che vuole qua in Italia, ma che paese siamo? Adesso si compagno e a me non che corre Dio a quel po' di delinquente e ha fatto strage del mondo. Chi si vergogna? È giusto che è a pace, combina tutto, perché anche quando saremo soli che saremo un pugno per uomo, dopo andava a finire che facciamo pace, non abbiamo mai mangiato insieme e cresceva l'amicizia. Cosa vuol dire? E non avremo bisogno di guerre, ormai moriremo tutti lo stesso, se avremo pazienza moriremo lo stesso, non interessa che ne colpa la guerra. E dopo Mirella ti dico un'altra roba, guarda, quando che il mondo, quando che le persone diventano dolci, capisce di più, solo che ormai è tardi,
perché con una certa età si vede il mondo su un'altra maniera, insomma, delle figure che non sai anche a cosa che abbiamo fatto noi altri quando erano giovani. Allora, una roba solo, una volta a Venezia arrivava in Arance nel 1950, va bene, arrivava con i vagoni sciolti e noi altri, in 4, andavamo a piccola velocità alla stazione con una barca da 200 quintali, mettiamo scalo e mettiamo su le casse e portiamo in mercati alto. Chi è che sa di queste robe? Di tutte le robe che abbiamo fatto manuali e lavoravamo in testa perché non vedeva Cariole e Cariole era solo per i vecchi. Noi altri lavoravamo con la testa, 4-5 capelli e la roba in testa. Questo si vive il vita a capire. Per questi qua, quello non passano gli altri. Non è insegnare a vivere, diventare più buoni. Devo proprio l'amicizia e la compagnia. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, il mondo è cambiato, io vedo quelli che sono più arrabbiati, invece sono i diversamente giovani, quelli che hanno provato anche la guerra, la miseria, non la fame, o la povertà che è un'altra cosa, che la miseria è una roba terribile e una parte di loro è molto arrabbiata e anche da capire in parte, e mentre i giovani sono più ottimisti fortunatamente e speriamo bene. Andiamo a vedere invece questa lettera che hanno mandato i medici di Padova per Gaza, questi medici che cercano di salvare le persone e che vedono morire una montagna di persone sane che non hanno fatto niente, hanno mandato questa lettera. Andiamo a vedere il servizio. Il nostro messaggio è quello che non si può stare in silenzio. Neutralità non significa stare in silenzio, anzi significa in situazioni di crisi gravi come quelle che stanno succedendo prendere una posizione netta. E non sono rimasti in silenzio i chirurghi e i professionisti sanitari internazionali che lanciano un appello con una lettera che parte da Padova sulle pagine di The Lancet. Obiettivo: fare rumore e agire per proteggere operatori sanitari, pazienti e strutture ospedaliere a Gaza. Abbiamo deciso di fare questa lettera quindi su base individuale, proprio perché le società scientifiche non ci appoggiavano, in cui il tema centrale è proprio quello: al di là della politica, noi non prendiamo posizione, non è il nostro compito quello di prendere una posizione specifica, ma quello su cui dobbiamo prendere posizione è su quello che sta avvenendo a livello di sistema sanitario palestinese, che viene deliberatamente e continuamente distrutto. Si contano più di 1500 medici e operatori sanitari uccisi in Palestina, ci sono il 94% degli ospedali che sono o danneggiati o messi fuori uso, e questo, oltre a uccidere dei civili, dei malati inermi negli ospedali, ha delle conseguenze indirette molto importanti, perché molte patologie importanti che noi curiamo ogni giorno in un ospedale fortunato come quello di Padova, tipo i tumori, i pazienti che hanno bisogno di trapianto, non possono avere cure. La lettera Gaza's Health Aside, Medical Societies Must Not Stay Silent, pubblicata online, uscirà nel numero cartaceo del 4 ottobre. Il professor Alessandro Vitale è il primo di tanti firmatari, come il professor Umberto Cillo, direttore centro trapianti di fegato di Padova, ma anche un chirurgo palestinese e uno israeliano. Un monito alle società scientifiche per prendere una posizione netta, perché qua non si tratta di politica, si tratta di un aspetto umanitario da sostenere, e perché questo poi non avvenga mai più, neanche in futuro. Chiare Gatto, come commentiamo anche la telefonata di Rinaldo? Prego. Allora, a Rinaldo volevo dire questo, mi ha colpito la fase, ha detto morti per niente, è quello che avviene alla fine di ogni guerra. I popoli dicono: sono morte tutte queste persone per niente. Le guerre si sviluppano tutte più o meno nello stesso modo. All'inizio c'è la fase romantica, tutti andiamo per la libertà, per i diritti, per difendere il nostro, tutto, ci sono sempre valori positivi che vengono messi in campo. Poi c'è la guerra, dove le persone che sono in guerra, e non solo loro, vedono le atrocità e alla fine si abbassa la testa e si dice: sono morte queste persone per niente. Avviene sempre così in tutte le guerre. Io vi racconto una cosa, poi vogliate magari andare ad approfondire personalmente. Nel 1943 inglesi e americani fecero un'operazione che si chiama Gomorra, con l'H finale, per distruggere una consistente parte della città di Amburgo.
furono usati degli ordigni terrificanti, tanto è vero che nella zona colpita non poterono entrare i soccorsi per 3 giorni per via del calore sviluppato all'interno. Ovviamente le persone che erano all'interno di quest'area, civili, morirono tutte, e questo è per dire che quando c'è una guerra non è solo una parte che compie le atrocità, le compiono tutti. Per cui se noi vogliamo armarci ed andare in guerra dobbiamo anche essere disposti a sapere che chi andrà in guerra, i nostri figli, noi stessi, dobbiamo essere disposti a compiere delle terribili atrocità. E siccome non è così, perché qua nessuno è disposto a fare questo, l'unica cosa da fare è rinunciare a questa idea e disarmarsi. Riguardo Gaza, di cose se ne sono dette in tutti questi mesi, anni, e se ne diranno ancora. Quello che vorrei dire io oggi, ma insomma lascia il tempo che trova, ho sentito adesso dire il 94% degli ospedali danneggiati. Lì dentro non entrano i giornalisti, cioè il governo israeliano impedisce ai giornalisti di entrare, dicono che perché è una cosa rischiosa, per carità lo sarà anche, però intanto non sono liberi di entrare, per cui noi non sappiamo esattamente cosa sta succedendo. Quello che io so però per certo è che Israele ha l'intelligence e i servizi segreti più organizzato del mondo, che è il Mossad. Questo lo so per certo, ok? Il Mossad è ovunque nel mondo, è anche qua. Loro sanno tutto di tutti in ogni istante. Quindi il fatto che ci sia stato un attacco terroristico a ottobre del 2023 riuscito è una cosa che mi fa ridere, perché il Mossad, se avesse voluto, non avrebbe mai permesso una cosa del genere, ma ammesso e non concesso che gli sia sfuggito qualcuno, avrebbero potuto liberare gli ostaggi in 2 giorni senza alcun dubbio. Una roba del genere, un'organizzazione così evoluta e così strutturata come il Mossad. Non è stato fatto. Quello che viene fatto oggi è: dobbiamo entrare in questo territorio perché dobbiamo liberare gli ostaggi e distruggere ed eliminare i terroristi. Ma non è questo il modo. Non è distruggendo tutto che si eliminano i terroristi, anzi se ne creano di nuovi. Sandra da Treviso, ciao Sandra. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Un paio di cose velocissime. Allora, il discorso di andare a votare sì, è un dovere civico. 40 anni che votiamo, io perlomeno, che ho sempre fatto del voto una cosa sacra e un impegno preciso. Ho incaricato io, come tutti quanti, dei politici pagati al mese quanto prendo io forse in 3 anni di lavoro, forse, e sono lì e le cose peggiorano. Cioè, in un'azienda, quale è lo Stato, perché alla fine siamo un'azienda, noi paghiamo i politici. Se qualcuno non funziona, va fatto fuori, no? Ieri, non domani, non oggi, ma ieri, le cose devono funzionare. Se una catena di montaggio uno si ferma, il pezzo non esce, va fatto fuori. Qua invece noi continuiamo a votare e sicurezza, sanità e pensioni sono andate peggiorando, tanto è vero che vediamo, sono sotto i nostri occhi i risultati. Ora, una volta serviva andare a votare perché non c'erano mezzi di comunicazione. Adesso, tra i social, tra appunto la diffusione, la comunicazione globale, eccetera, i problemi sono ben noti. E allora, che motivo c'è per non far funzionare le cose? Perché siete lì in alto, prendete stipendi da paura e non fate funzionare le cose? Il cittadino che lavora 8 ore al giorno, che non fa più bambini perché 8 ore al giorno madre e padre sono fuori casa e non hanno nessuno che guarda i bambini, quindi l'inverno demografico i ragazzi sono infastiditi da questa situazione, non fanno più figli, sono menefreghisti, non guardano il futuro, ma vogliamo metterci un attimo nei loro panni. 8 ore di lavoro, via la mattina, a casa la sera. Cosa devono interessarsi anche delle cose dei politici per cui i politici sono pagati? Ok? Questo è quello che volevo dire, quindi io condivido la pace nel mondo, che mi sembra di essere un aspirante di solito cosa volete come aspiranti al concorso di bellezza? La pace nel mondo, sì, ma certo, ma ci sono delle cose molto più in alto di noi, non basta dire disarmiamoci, voglio la pace nel mondo, ci sono delle cose che neanche ci immaginiamo, di cui non sappiamo
il nulla e non verremo a sapere il nulla più assoluto, capiterà una guerra, ok, ma sarà comandata dall'alto, noi non sappiamo nulla delle altre sfere. Quindi il discorso della pace nel mondo è encomiabile, però è un'utopia che si è sempre avuto nel corso dei secoli, e se siamo arrivati a come siamo oggi evidentemente non è mai stata risolvibile. Ringrazio e saluto. Grazie a te cara Sandra, prego Chieregato. Allora, innanzitutto volevo dire alla signora che io non sono eletto e non prendo soldi pubblici, lavoro per un'azienda privata, sì, così, tanto per essere chiari. Dicono che le cose peggiorano, dice che le cose peggiorano dove devono funzionare. Allora, la politica ha una grossissima responsabilità nel far funzionare le cose, ma non è solo la politica, attenzione, cioè le cose funzionano se le persone lavorano bene, lavorano onestamente, pagano le tasse e la politica fa un buon lavoro, cioè è parte del sistema per far funzionare le cose la politica. Non è che sia un ruolo secondario, tutt'altro, un ruolo primario quello della politica per far andare bene le cose, ma non è solo quello. No, cioè anche i cittadini devono comportarsi bene, lavorare bene. Io mi ricordo il giudice Falcone quando gli chiedevano ma cosa possiamo fare noi per aiutarla, giudice, e lui rispondeva: dovete fare bene il vostro mestiere, il giardiniere deve fare bene il giardiniere, l'usciere deve fare bene l'usciere, l'idraulico deve fare bene l'idraulico. Dice perché se tutti fanno bene il proprio lavoro la società funziona meglio, e quindi banalmente riporto questa riflessione. Dice che non fanno i bambini perché si lavora 8 ore. No, i bambini non si fanno solo per motivi economici, secondo me, ovviamente. Diamo 1.000 euro al mese per 3 anni, come fanno in Francia, a ogni nuovo nato, alla famiglia ovviamente, e vedrete che i bambini cresceranno, le nascite cresceranno immediatamente. Tanto è vero che in Francia c'è 1,9 figli per donna e in Italia 1,25. È solo un problema economico, nient'altro. Quindi diamo i soldi, sborsiamo, dice ma non ci stiamo dentro con i soldi pubblici. Ci stiamo dentro benissimo, sono decisioni politiche che devono essere prese dalla politica, come è stato fatto in Francia, ripeto, rinunciando ad altre cose evidentemente, ma è così importante la crescita demografica che bisogna investire su questo. Ultima cosa, io non ho detto pace nel mondo, io ho detto disarmo, sono due cose diverse. So benissimo che non ci sarà la pace nel mondo, so benissimo che gli Stati Uniti non si disarmeranno, non procederanno mai a un disarmo, lo so bene, come la Cina d'altra parte, ma noi europei che siamo stati e saremo, io penso, ancora guida nel mondo, quantomeno dal punto di vista filosofico, culturale e secondo me anche di concetti politici evoluti, noi europei, italiani europei, dobbiamo fare questa scelta di dire noi rinunciamo alle armi, manteniamo ovviamente quello che concerne la gestione della forza pubblica, ma noi non vogliamo più i cannoni, non vogliamo più i missili con le testate nucleari, non vogliamo più i carri armati per aggredire, no? No, casomai prendiamo le batterie antimissile, prendiamo un sistema di difesa satellitare, queste cose qua, ok, ma le armi di aggressione, non prendiamo i sottomarini con le testate nucleari a bordo, no, basta, noi dobbiamo rinunciare, dobbiamo dare un grande segno al futuro, dire noi come Europa rinunciamo a queste cose perché riteniamo che queste cose siano devastanti, possano potenzialmente distruggere tutta l'umanità, perché è così, e quindi noi facciamo un passo in avanti e diciamo no a questo schifo. Però, c'è un però, è vero, condivido le parole, ma c'è un però, che noi deleghiamo la politica. E la politica in tutti questi anni mi sembra che ci abbia tolto la cosa più importante, che sono le preferenze. Sono una cosa fondamentale perché io voto la persona che ho fiducia, che conosco, che ha seminato, che ho raccolto qualcosa. E allora si passa sempre la palla al cittadino. Allora se vai a votare ti ritrovi, parlo anche a livello locale, perché vedete anche a livello comunale, amministrativo, tu voti una persona, poi il sindaco prende una persona che non è stata neanche votata come assessore. Perciò è inutile che vengano a raccontarmi che siamo noi che decidiamo. Più alto andiamo, ci troviamo quei listini bloccati, con persone che non conosciamo il curriculum, chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Più alto vai, trovi persone
che poi decidono cose che a te non te ne frega assolutamente niente, tanto è vero che continuiamo a parlare di guerre, di armi, tutti, mentre io a un banco solidale vedo le persone, famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno ad arrivare a fine mese, vedo enti che dovrebbero supportare le famiglie, che affittano appartamenti squallidi a 300-400 euro al mese, vedo di tutto e di più. E allora noi cosa possiamo fare, Chievegato? Gratteri ha detto una cosa importante, non so chi l'ha sentito, questo genio, a mio avviso, questo illuminato, ha detto una cosa molto importante. Io quando facevo il giudice leggevo le carte. Siccome ho fatto il ciabattino, ho fatto il carrozziere, ho fatto il meccanico, nel momento che leggevo la carta vedevo che c'era una truffa, che quei pezzi di ricambio nella macchina non erano veri, non andava fatto. Ma perché sapeva leggere le carte? Lei mi spiega, e se vuole dirmelo, chi in politica di quelli che abbiamo avuto, perché io metto dentro tutti, abbiano saputo leggere le carte per tirare, diciamo, a lucido questo paese meraviglioso che tutti ci invidiano, che fanno chilometri e chilometri per venirci a vedere perché siamo il più bel paese del mondo, con una creatività enorme. Hanno azzerato tutto, non c'è una cosa che funzioni, ma non da adesso, perché è facile incolpare l'ultimo governo e quelli che c'erano prima che adesso criticano. Cosa hanno fatto? Dove erano? Perché non hanno letto le carte su quello che serviva veramente al paese? Claudio da Marano, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma quelli che creano problemi non sono i migranti, non sono i 4 ragazzacci che fanno a Marachella in piazza. Quelli che creano problemi veramente sono quell'1% di miliardari che hanno cominciato da qualche anno a ribaltare le cose nel pianeta. Perché se noi andiamo a vedere chi compra il debito pubblico israeliano è la Goldman Sachs americana, sicché gli dà le armi e dall'altra parte ritira i debiti di Israele. Quindi non è che mi ha tolto soldi, che mi ha tolto i 10 anni di pensione il migrante. I 10 anni che mi ha rubato di pensione mi ha tolto quella gente che prende i soldi miei che dovevano andare a me di pensione, che me l'ero guadagnata, e li butta nelle armi, oppure i soldi che mi guadagno adesso e li butta nei dividendi delle banche, del BlackRock. Quindi la corrente la paghiamo così perché c'è da pagare gli americani in pratica. Io penso che non è tutto come ti vogliono far vedere. Questo è il discorso, che non è tutto così limpido, specialmente ha già sbagliato questa guerra qua di Gaza già negli anni quando gli fu assegnato metà territorio dei palestinesi e metà territorio ai israeliani. Ha sbagliato proprio opposto, secondo me, che furono le Nazioni Unite. Però a un certo punto si erano calmati, poi ci sono stati i coltivatori di odio. Quando c'è stato Isaac Rabin, che fu ucciso da uno di estrema destra di questo governo, e allora ci dice che tutto questo che stiamo vivendo adesso è stato coltivato dalle destre. Chi governa è destra? I miliardari. Buona giornata. Abbiamo sentito Claudio da Marano Vicentino, adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. E abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia, oggi corriamo, vai. Ah, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a riprendere Giulia perché c'era la pubblicità. Allora, prego Chievegato. Prima rispondo all'ascoltatore di prima, Claudio, che parlava dell'1% del mondo che ha in mano il potere. Perfetto, è esattamente così, cioè c'è una parte molto limitata dell'umanità che ha in mano una enorme quantità di denaro e di potere. Non perdono neanche tempo a farsi eleggere queste persone.
gestiscono una quantità enorme di denaro, soprattutto il debito pubblico, attraverso quello che ottengono la maggior parte dei loro profitti, e quando incamerano queste enormi quantità di denaro poi non sono inattaccabili, perché nel mondo esistono dei luoghi dove si possono portare i capitali per far sì che diciamo, costi meno la gestione di queste enormi ricchezze. Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, ma anche all'interno degli Stati Uniti c'è il Delaware dove la tassazione è diversa. Quindi per risolvere questo problema, che è un problema devastante, guardate che negli anni 70, 80, 90, quando invece questa cosa era molto meno presente, cioè la distribuzione della ricchezza era più adeguata, tutto il mondo cresceva di più e in maniera più equa. Ovviamente quando si concentrano le ricchezze in pochissimo, tendono queste ricchezze a stagnare, cioè a non girare, a non produrre nuove opportunità e quindi in economia è una cosa terribile. L'unica soluzione per risolvere questo problema è un accordo internazionale, perché se io lo faccio da solo ottengo semplicemente il risultato che i capitali se ne vanno da un'altra parte, perché se l'Italia fa una legge, fa una grande patrimoniale, no, perché quello è, no, la gente va in Spagna, in Francia, in Germania e siamo fregati. Se invece facciamo un accordo internazionale, quindi innanzitutto eliminiamo, ripeto, a livello internazionale tutti questi paradisi fiscali che sono una vergogna. Monte Carlo, tutti gli sportivi che hanno i soldi vanno a Monte Carlo, dicono perché ci sono le strutture sportive, ma no. Fermo un secondo perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se no mi cadono le linee. Vai Vladimiro. Sì, vado veloce così poi lasciamo spazio alla signora Giulia. Sì, allora ecco, volevo fare una domanda al tuo ospite, buongiorno intanto. Sì, è vero che lì in Israele è successo come in Italia a tempo delle Brigate Rosse, no? Gli opposti estremismi, strategie di attenzione, cioè alcuni lasciavano i terroristi, Brigate Rosse per dire, facesse le sue azioni in modo tale che giustificava alcune controreazioni. Lì è capitato uguale in maniera consapevole da parte di Hamas ma anche del governo israeliano. Entrambi sa quello che gli ha fatto. Una domanda: Israele viene identificato come sempre, no, come l'unico paese democratico della zona. Può essere, per me mi ha colpito un fatto, no? Cioè negli anni passati il popolo israeliano, le persone qualsiasi, rispetto al concetto di Stato di Palestina, in grande maggioranza era possibilista, cioè la maggior parte degli israeliani non siamo contro al fatto che i palestinesi abbiano un loro Stato, purché sia sicurezza per Israele, eccetera, eccetera. Poneva alcuni limiti, ma non andava a cancellare il principio di Stato di Palestina. Pochi mesi fa alla Knesset, e chiudo, che seria il Parlamento israeliano, il 90% dei parlamentari, se non sbaglio il 90%, ha votato una mozione, una legge che dice che la Palestina non esiste, che lo Stato di Israele va dal fiume Giordano al mare, e in più è uno Stato Israele ebraico, nel senso è uno Stato religioso, neanche più laico. Ecco, a me questo cambiamento della popolazione israeliana, questo vuol dire che anche le famiglie che vanno in piazza a protestare per avere gli ostaggi non riconosce più la Palestina, è impressionante. Ecco, lui riesce a spiegare questo cambiamento così repentino, ma così grande, perché il 90% degli israeliani che nega il concetto stesso di Stato di Palestina, non il governo Netanyahu, ma i cittadini, è impressionante. Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego Chiaro Gatto. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa su Israele, che ha 10 milioni di abitanti, il 75% dei cittadini di Israele sono ebrei, il 25% sono palestinesi. Stiamo parlando di cittadini di Israele, ok? Quindi chiariamo subito queste cose, mettiamo in ordine i numeri. Il 90% del Parlamento ha votato quella mozione, non dei cittadini. Il Parlamento è il risultato di un voto che in Israele ha premiato i partiti più estremisti, che quindi poi dopo fanno queste votazioni evidentemente. Quindi sempre avviene, nella storia è sempre avvenuto così, quando ci sono dei problemi enormi, come è in questo caso, il cambiamento arriva dal basso, arriva dalla base, arriva dai cittadini.
come fanno i cittadini ad esprimersi? Lo possono fare in diversi modi. Possono fare la rivoluzione, come la rivoluzione francese di fine Settecento, possono appunto prendere le armi e abbattere fisicamente il potere costituito, oppure possono con il voto esprimere diciamo così, un sentimento che va in una certa direzione. In questo momento i cittadini di Israele hanno votato per un governo estremista di centrodestra, anzi di destra. Questa è la realtà, perché Netanyahu è un esponente di quell'ala diciamo un partito estremista di centrodestra. I palestinesi, l'ultima volta che hanno votato Hamas. Quindi se le due parti, da una parte votano un estremismo, dall'altra parte votano un altro, che cosa volete che succeda? Succede quello che vediamo adesso. Negli anni 90, perché eravamo vicini ad un accordo? Perché i cittadini israeliani avevano votato delle ali molto più moderate, c'era Shimon Peres, c'erano altri politici. Che cosa è successo a questi politici? Rabin. Cosa è successo a questi politici? Sono stati ammazzati. Sono stati ammazzati all'interno dello Stato di Israele, cioè gli israeliani stessi, estremisti evidentemente, hanno ammazzato i loro leader moderati. Questo è accaduto. Quindi la soluzione arriva sempre dal basso. I cittadini devono, secondo me siamo vicini a questo punto, o almeno me lo auguro, devono prendere il momento del voto e abbattere questa roba e votare per... Non so chi ci sia, non li conosco i leader più moderati in Israele, e devono votare per gente che dice nel momento della campagna elettorale: noi vogliamo fare un accordo e vogliamo risolvere questo problema, ammesso che sia possibile, perché è molto complicato. Dall'altra parte deve avvenire la stessa cosa, perché se da una parte votano dei leader moderati e dall'altra no, è difficile, no? Quindi è così, secondo il mio parere, che si può arrivare a una soluzione di questo problema. Perché se la comunità internazionale pensa di andare là, mettere i carri armati e risolvere i problemi, abbiamo proprio sbagliato di grosso. Però non è spiegato che questo, cioè la prevenzione doveva essere fatta tanto tempo fa, proprio con quelli che sanno cos'è il diritto internazionale, che mi sembra sia calpestato ormai cos'è il diritto internazionale, dove ci sono firme che veramente che parlavano chiaro di questo, tu puoi arrivare fino là, dopo puoi fermarti. Sono riusciti perfino a calpestare i diritti internazionali, che sono veramente che erano di una potenza incredibile. Ma nel silenzio totale vuol dire che non solo a questi due stati che stiamo nominando va bene questo. Dietro a queste due figure ci sono altre figure che tengono in piedi questi massacri. Perché noi diciamo l'Egitto, diciamo l'Israele, diciamo Hamas, la Palestina, ma i fratelli musulmani dove erano in tutti questi anni? Dove si sapeva benissimo che c'era la cenere che stava diventando carbone ardente, che saremmo arrivati a questo. L'Europa dov'era? L'Europa così, che sembra che porti la bandiera della pace. In tutti questi anni cosa ha fatto? E tutti gli altri paesi dov'erano? Vuol dire che a tantissimi paesi vuol dire che piace armarsi, che il dio denaro è importantissimo, che i territori, ecco, e noi parlavamo l'altro giorno di malattie rare, ma abbiamo le terre rare in questi territori, se no non si farebbero le guerre. Noi andiamo a vedere dove ci sono le guerre, cosa c'è nei sottosuoli. Ecco. E perciò è inutile che ce la giriamo, vuol dire che non a tantissime persone, ma a tanti capi di Stato vanno bene queste cose. Tanto quasi è il problema del popolo. Lo zittisco in 2 secondi. Qual è il problema? Ma qual è il problema? Chi è che ascolta i popoli? Chi ascolta? Abbiamo sentito l'altro giorno, ho avuto un ospite nato in Afghanistan, adesso è un imprenditore qui a Venezia, che è esterrefatto da quello che sta succedendo nel suo paese. Le donne non hanno neanche più voce, non possono più parlare, non possono andare a scuola, non possono scrivere. Cioè siamo nel 2025 e torniamo a quali anni? Quelli che ha raccontato Chiedegatto?
Cioè, quella è la storia, vuol dire che dei popoli in generale, della brava gente, delle persone che si comportano bene, che cercano di migliorare, non gliene frega assolutamente niente. Qual è il problema? Io devo diventare più forte, io devo diventare più ricco, io devo essere io. E assieme a questo io ci sono molti io, non sono solo quei nomi che abbiamo detto che Regato, dietro c'è una squadra che gioca a questo massacro mondiale. Prego. Allora, tanto per chiudere il cerchio rispetto alla situazione israelo-palestinese, nel 2023, quando c'è stato l'attacco terroristico di Hamas di ottobre, l'Arabia Saudita aveva appena comunicato che era intenzionata a riconoscere lo Stato di Israele. L'Arabia Saudita, Stato di Israele. Ovvero l'economia più potente, insieme a quella del Qatar, di quell'area, era intenzionata a andare in una certa direzione, la direzione della pace, Ecco, Hamas questa cosa ovviamente non stava bene perché sentiva questo distacco. Hanno provato a fare un gesto e questo poi ha scatenato a catena tutto il resto. Diritto internazionale. Allora, sappiate che la Corte dell'Aia, che in qualche modo rappresenta il diritto internazionale, è riconosciuta da centinaia, decine di stati, compresa l'Italia, eccetera. Ma non è riconosciuta, quindi nessuno può andare sotto processo all'Aia, da Stati Uniti, Russia, Ucraina, Israele, Egitto, cioè stati che sono in questo momento in guerra, quindi non sono, cioè, noi non possiamo portare al Tribunale dell'Aia Netanyahu. È stato spiccato un mandato di cattura, ma non ha nessun valore, cioè ha valore nel momento in cui lui dovesse venire qui, ma dal punto di vista, diciamo, giuridico non ha nessun valore perché Israele non ha mai riconosciuto questo organismo, non l'ha mai riconosciuto la Cina, non l'ha mai riconosciuto l'India. Di cosa stiamo parlando? E poi Israele, che invece fa parte delle Nazioni Unite, ha disconosciuto, cioè non ha, diciamo così, messo in pratica oltre 70 risoluzioni dell'ONU nel corso della sua storia. Cioè l'ONU ha detto Israele fai questo, questo e questo, e Israele non l'ha fatto. Loro se ne sono sempre fottuti delle risoluzioni dell'ONU e di quindi quello che la comunità internazionale gli ha comunicato volta per volta. E queste sono carte, basta andarle a vedere, no? Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè non è una situazione che si può risolvere con uno schiocco di dita. Bisogna che le popolazioni che sono lì, gli israeliani e i palestinesi, dicano basta, ci siamo ammazzati abbastanza, credo che si siano ammazzati abbastanza, mi sembra di poterlo dire, la facciamo finita, ci mettiamo in un tavolo, ognuno avrà i suoi spazi e soprattutto basta spararsi, basta massacrarsi. Poi tra l'altro lì non è una guerra, cioè che sia chiaro, lì c'è un esercito che distrugge tutto di un'altra parte, ma non ci sono due eserciti che si stanno affrontando, perché i palestinesi hanno i sassi e hanno qualche mitra, è finita lì la storia, cioè quegli altri hanno un esercito potentissimo, hanno la bomba atomica, hanno il Mossad che è un servizio segreto pazzesco, cioè c'è una disparità sul campo che è allucinante, quindi non stiamo parlando neanche di una guerra, stiamo parlando di una... Basta vedere come avanzano. Sì, è un'azione militare di una parte nei confronti di un'altra parte che sostanzialmente è inerme o quasi, cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Il Mossad deve andare nei palazzi, tirare fuori gli ostaggi e tornarsene a casa. Perché devo distruggere? Che poi mentre distruggono tutto, ammazzano anche i loro stessi ostaggi, Cioè, ecco, tanto per essere chiari. Grazie, noi ringraziamo Valente Chieregato di essere stato con noi. Ecco, queste pillole che possono essere di saggezza, di storia, di buon senso, ognuno le prenda come vuole, ma noi cerchiamo di dare pillole di saggezza. Grazie, buona giornata Chieregato, pubblicità. Tre ospiti veramente graditissimi. Vicino a Mirella c'è la professoressa Angela Ferrara, dirigente scolastica, ma questa mattina guai se non presentiamo questo libro che è importante perché poi il titolo fa capire molte cose, lo facciamo vedere, permesso esplorazioni sul limite.
Ecco, adesso spiegheremo perché questo titolo, perché questo libro. Ecco, lei è una persona sul pezzo che sta cercando sempre anche di alzare l'asticella, ma per migliorare la qualità della vita, la scuola in generale, i ragazzi. E grazie professoressa, ne parleremo subito. Saluto anche un altro ospite gradito che è il dottor Enzo Trevisin, presidente Federazione Dottori Agronomi e Forestali. Grazie Trevisin, veramente dottor Trevisin, di essere qui. E saluto, vediamo se c'è anche Alessandro Cestaro. Eccolo qua Alessandro, autore di fumetti, ecco questo ragazzo che anche lui sta cercando di capire, di tirare fuori la creatività a questi bambini, a questi ragazzini, anche lui fa molta fatica perché bisogna imporsi in questo territorio, ecco, bisogna farsi largo, vero Alessandro? Ma noi aiuteremo anche Alessandro Cestaro perché lo merita e ci racconterà cosa ha fatto e cosa sta facendo. Allora, questo libro perché, professoressa Ferraro? Esplorazioni sul limite. Questo libro, l'intenzione è quello di mandare un messaggio soprattutto agli adulti, sugli adolescenti e sulle varie problematiche che presenta questo rapporto tra adulti e adolescenti. Viene fuori dai tanti incontri che nella vita ho fatto sia a livello clinico come psicoterapeuta, ma soprattutto nei gruppi di incontro con i genitori anche un po' messi in discussione, un po' anche spaventati da questo grande cambiamento. Mi venivano rivolte spesso le stesse domande, non riconosco più mio figlio o mia figlia, sembra sempre arrabbiato, mette in discussione tutto quello che dico, è irritabile, si chiude, è tutta una serie di cose che cerco di spiegare nel corso del libro, andando da una parte più tecnica e anche più psicopatologica. Si affrontano i disturbi alimentari, le confusioni dell'identità sessuale, le dipendenze, eccetera, eccetera, e ai problemi più sociali, proprio nel rapporto tra questi adolescenti e il mondo adulto, che sembra aver perso la capacità di contenere e di reggere quello che è normale che ci sia in adolescenza, ovvero l'esplosione della rabbia, facendo capire che, ad esempio, un no detto con sicurezza, non con autoritarismo, ma con sicurezza, perché quella cosa un genitore ritiene che non si debba fare, non è per forza un atto di non comprensione delle istanze del figlio, perché permette a quel figlio di manifestare anche la rabbia, la ribellione, la messa in discussione, e si crea uno spazio dialettico tra genitori e figli in cui l'identità del ragazzo ha la possibilità di emergere, di crescere, di formarsi, perché è nell'incontro con l'altro che il ragazzo, anzi il ragazzino, inizia a formarsi la sua identità, non nell'assenza totale di punti di riferimento. Se io ho il nulla con cui confrontarmi perché non c'è nessuno con cui c'è questa dialettica, anche di confronto a volte duro, che non è un problema, cioè la conflittualità in adolescenza non deve essere un problema, non lo deve essere per l'adulto. Se l'adulto si spaventa, corre dagli esperti dicendo che devo fare, oh mio Dio, e vuole una soluzione semplice, non sta permettendo a quel ragazzino di esprimere quello che è normale che esprima e che pian piano in quello spazio dialettico possa costruire attraverso il confronto la sua identità. Sentiamo come commenta il nostro Alessandro Cestaro, lui che con questi ragazzi ci parla, anche coi genitori. Cosa vedi? Come commenti le parole della professoressa Ferraro? Prego Alessandro. Ciao Mirella, grazie innanzitutto dell'invito, un saluto sia a te che ai tuoi telespettatori. Io è dal 97 più o meno che insegno ai ragazzi, ai bambini fino anche all'età adulta, e effettivamente adolescenti noi la reputiamo la grande fuga. Quando il bambino diventa adolescente non fa fatica a ritrovare se stesso, fa fatica a trovare una propria identità, come diceva giustamente la professoressa. Ed è un problema comunque attivo e generazionale, perché io non ho ricordi di una generazione che non abbia avuto problemi con i propri figli a livello adolescenziale. Nel mio piccolo, con la mia attività, cerchiamo di riempire questo vuoto che i bambini hanno, i ragazzi e futuri uomini, alla fin fine futuri adulti,
tengono tanto, soprattutto in questo periodo. Dopo abbiamo vissuto anche il periodo Covid, l'esclusionismo, la segregazione in casa ha fatto molto più male. Diciamo, questa è una generazione da seguire con molta più cura, con tanta fatica, perché sono situazioni che noi adulti dobbiamo rendersi conto non capiamo, perché non abbiamo vissuto quello che hanno vissuto loro alla loro età, e quindi senza mai sottovalutare, cercare di ascoltare il non detto che dei ragazzi, senza mai perdere di vista. E come ho detto anche una mia allieva tempo fa, io non voglio che mi impediate di fare gli errori, io voglio fare gli errori, voglio anche fare errori nuovi. Il compito nostro è quello di stare vicino affinché questi errori non portino a risultati catastrofici. Però Alessandro, non è forse che grazie, devo correre purtroppo perché abbiamo tanti ospiti, il tempo è tiranno, che forse riusciamo ad aiutare questi ragazzi con la creatività. Io sono convinta, e tu lo sai come la penso, che ogni ragazzo ha la sua creatività. C'è chi riesce a esprimerla in una maniera, chi un'altra, però io penso che se li prendiamo per mano tutti quanti sono dei creativi, a loro modo, a loro maniera. Il problema è capire chi vuole prenderli per mano. Io non devo essere fortunata ad avere quella scuola, quell'insegnante, io lo dico sempre tutte le mattine, a conoscere Alessandro Cestaro Trevisin. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere bene, con persone che mi accompagnino nel percorso. Ma questo si fa fatica, professoressa Ferraro, a trovare, perché non tutti hanno voglia di scendere nel campo o nella foresta o nella giungla. Fa paura, mi devo impegnare, costa sacrificio. Io lo dico tutte le mattine a un insegnante, spero che qualcuno capisca, un docente che ha detto: guarda Mirella, noi tutte le mattine saliamo sul Monte Bianco, a casa saranno anche stanchi di sentirlo, ma io lo dico tutte le mattine, e noi vediamo chi abbiamo di fronte, i fragili, quei ragazzi che dobbiamo assolutamente capire cosa è successo, da come si muovono, da come ci guardano, se sono attenti. Il problema è che molti miei colleghi non lo fanno, perché per paura, perché è un impegno, perché allora non si può pretendere chissà cosa. Lei è d'accordo con questo suo collega che ha detto questo, che voi tutte le mattine salite, vedete tutto, il problema è poi scendere e capire come devi impegnarti? Fino a un certo punto. Per me essere educatori oggi è ancora un privilegio, cioè adulti che in qualche modo incontrano una generazione che ha delle caratteristiche, è vero, poliedriche, ma ha anche alcune caratteristiche proprie che sono appartenute anche a noi. È ancora un privilegio. Noi operiamo non in trincea, noi operiamo anche nella ricchezza di una diversità, nella ricchezza che può venire dal processo educativo. Il processo educativo è ancora un bellissimo processo, il processo di insegnamento e apprendimento. L'una cosa non può esistere senza l'altra, è un bellissimo processo. Se poi si intende la scuola anche con tutto quel correlato educativo che viene anche dal suo territorio, come fa a non essere una cosa bellissima? Certo, ci sono le complessità, ma anche il concetto di crisi, il concetto di limite, il concetto di complessità non è un concetto negativo. Il limite, la sperimentazione, anche la sfida, crea lo spazio di innesto della creatività. La sfida ti porta a superare i tuoi limiti. La scuola è un contesto ancora elettivo, dopo la famiglia, ma la scuola, essendo un contesto sociale un po' più ampio, permette meglio lo svilupparsi della creatività. Il problema è che, per quanto a volte la classe docenti si sforzi di innestare processi di creatività o di senso critico, di pensiero, diciamo che la società odierna sembra una cosa già sentita, trita e ritrita, abituando i ragazzi, i bambini anzi, in un ruolo eminentemente passivo di ricevitori di stimoli attraverso gli schermi, li abitua a stare in un ruolo passivo, mentre la creatività, appunto, io creo, è il ruolo più attivo del mondo. Quindi io cerco di mandare sempre un messaggio scritto, orale, in qualsiasi occasione, al mondo degli adulti, in modo tale da rapportarsi ai giovani, ai bambini, alle persone in crescita, non ponendoli solo come ricevitori di qualcosa, ma stimolandoli in un ruolo attivo. Così potranno essere creativi, perché non è che la creatività è scomparsa, è solo attutita da una coltre di passività.
e va risvegliata. Dottor Trevisin, i giovani, l'ambiente forse sono proprio quelli che stanno dando dei messaggi molto importanti, ecco, questa voglia di manifestare per l'ambiente, di avere un ambiente pulito, si battono anche per questo, fanno scioperi anche per questo. Ecco, qual è l'ambiente che vede lei che da anni si occupa veramente per cercare di dare delle risposte concrete per migliorare la qualità della vita con l'ambiente, con la natura? Prego. Beh, ma un flash sugli interventi precedenti me lo consenta, certo. Perché da cittadino e da ex insegnante, insomma, questi temi affrontati adesso dalla dirigente scolastica sono temi che nella quotidianità anche tutti noi adulti dovremmo affrontare, perché i giovani sono una ricchezza, sono veramente una ricchezza. E ieri sera ero in un consiglio comunale nel mio comune in cui spronavo l'assessore alle politiche giovanili a interagire con i giovani, anche con quelli che sono più emarginati, anche con quelli che sono... perché se riusciamo a farli rientrare in un contesto di condivisione, di valori, eccetera, loro hanno veramente delle ricchezze dentro, no? Quindi non vanno emarginati. Ma torniamo alla parte dei giovani nell'ambiente. Sicuramente oggi anche nelle nostre facoltà universitarie, noi proveniamo dalla facoltà di agraria che fa laurea in scienze agrarie e scienze forestali, l'attenzione per esempio in scienze forestali e ambientali è una delle lauree che viene più seguita dai giovani, perché evidentemente la coscienza ambientale è notevolmente cresciuta in questi ultimi anni. E poi le sfide che dobbiamo affrontare nel settore agricolo e forestale nel prossimo futuro, che derivano dai cambiamenti ambientali, sono sfide che sicuramente sono stimolanti, ma che vanno affrontate, non vanno emarginate, no? Perché sennò facciamo come quei ragazzini in difficoltà, li emarginiamo. Quindi anche qua le sfide vanno affrontate e vanno studiate dal punto di vista scientifico, cioè in che direzione andiamo, no? Dicevo, l'anno scorso abbiamo fatto un convegno sulle foreste con l'Università di Padova, con le regioni, con Friuli, Trento, Bolzano e in parte il Veneto, e in cui si affrontava il tema del post-Vaia e post-Bostrico che hanno distrutto e stanno distruggendo le nostre foreste, cioè che cosa abbiamo in cantiere, che vivaistica forestale abbiamo per affrontare tutto questo territorio che è stato distrutto, no? Quindi, e vanno bene le specie che c'erano prima in base ai cambiamenti climatici, o dobbiamo alzare l'asticella fitoclimatica perché alcune specie che stavano nelle zone più basse vanno anche nelle zone più alte? Quindi questo la ricerca scientifica ci deve dare le giuste indicazioni. E noi ci siamo dentro, insomma, in questo percorso assieme agli altri soggetti, no? Quindi avremo bisogno anche dal punto di vista, come possiamo dire, della politica regionale, ma della politica nazionale, ne parlavamo anche a livello nazionale con i rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, di un investimento in questa direzione, cioè l'innovazione, la ricerca deve andare anche in questa direzione, investimenti per poter dare poi le risposte a un tema ambientale che è molto ampio. Nello specifico, poi mi fermo, nello specifico del settore forestale, poi magari affronteremo il settore agricolo più in particolare, e le foreste distrutte in questi anni, no? O quelle che noi abbiamo oggi, non sono frutto dell'improvvisazione degli ultimi anni, ma sono frutto di un percorso storico che ha portato alla formazione di questi boschi. Dopo la Prima Guerra Mondiale molti dei nostri boschi erano stati abbattuti, utilizzati per avere legname, e poi sono stati ripristinati. Ma se noi non investiamo oggi, rischiamo che fra 30 anni, 40 anni, 50 anni i nostri figli, i nostri nipoti non possano godere e vedere di quello che è un patrimonio. Dottor Trevisin, è vero quello che lei dice, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, anche una telefonata, però è anche vero che in Regione c'era un organo molto importante che si occupava di questo. Lo so che tocca un tema delicato, ma bisogna anche dirlo, perché non era che eravamo proprio completamente sprovveduti, ed era una squadra che si sedeva attorno ai tavoli e cercava di capire come intervenire. Il problema è che noi abbiamo queste squadre, abbiamo anche la possibilità di farle, ma si va da un'altra parte. Si è cancellato tutto, adesso noi ci ritroviamo medici per l'ambiente, geologi, ricercatori, io li ho, perciò li invito tutte le mattine, anche ieri, quali danno dei segnali. Il problema è vedere
la politica se ascolta questi segnali o se ha deciso di andare tutta da un'altra parte, che non è che non abbiamo queste figure competenti, preparate. Il problema è, come ha detto un ingegnere idraulico, io faccio la mia parte, però ho bisogno di una squadra, di confrontarmi con altri, come diceva la professoressa, delle volte il contraddittorio, anche forte, poi alla fine ti porta a qualcosa di positivo, ma se noi attorno a questo tavolo ci sono persone che non sanno neppure di cosa si parla, ma solo perché politicamente sono riusciti ad arrivare su quella poltrona, capisce bene che non andremo da nessuna parte. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Io volevo dire al professore che, sai, ieri io dicevo che ho mio cugino musicista. Su 3 figli 2 sono laureati in agraria, non so che branca hanno preso, se forestale, però 2 sono laureati, perché suo papà è sempre stato un amante, come dicevo ieri. Dunque io sono contenta di più di questa tendenza giovanile proprio nel mondo agrario, nel mondo dell'agricoltura. Poi dicevo alla Presidente, io spero che quel libro venga letto, Mirella. E noi lo presentiamo? Sì, è giusto. No, io sto Anzi, dicendo, vediamo anche la copertina, dico alla regia per cortesia di mandare in onda, prego. Ecco, perché mi pare che ultimamente c'è poca lettura, sì. Mirella, c'è poca lettura perché con la scusa del telefonino, dei social, è più facile leggere gli articoli e questo come il giornale. Io penso che anche un giornale o anche un libro è una cosa invece che ti rimane, ma che ti rimane perché sei curioso, ti stimola. Io auguro che venda tante copie proprio per stimolare questa cosa. E poi volevo dire al signor Cestaro dei fumetti, e siamo cresciuti tutti coi fumetti, con Paperino, con Topolino, con tutti i vari personaggi che si sono succeduti nel tempo, e penso che questo sia positivo. Di più, io mi auguro che le nuove generazioni abbiano quella curiosità, perché la curiosità è intelligenza, Mirella, e io, questo è il mio parere, potrei anche sbagliarmi, però secondo il mio punto di vista è così. La curiosità di scoprire cose nuove, anche il fumetto che stimola la fantasia, perché il fumetto è qualcosa di stupendo, anche quando fanno qualsiasi, anche in televisione, sui giornali, la vignetta ironica, è quello un fumetto che incuriosisce. Grazie Sandra, adesso fammi andare avanti perché voglio far vedere anche questi fumetti, andiamo a vedere video fumetti, lo commentiamo con Alessandro Cestaro e rispondiamo anche alla nostra Sandra da Padova. Dai, andiamo a vedere i video fumetti. Sanguane del fiume, oscura visione, si svegliano di notte, danzando alla luna, sussurri nelle acque, storie dimenticate, mistero profondo, la loro voce incanta. Nascoste tra i cespugli, attendono speranza, occhi di smeraldo, fiammelle di vendetta, il folklore veneto nasconde la radice, tra miti e leggende dimora l'anima. Anguanne raccontano ogni tradizione, canti di paura e redenzione, sopravvivono nel fiume, nella notte nera, cercando vittime tra acqua e terra. Montagna e valle nascondono il magico, strumenti medievali suonano il tragico, echi di passato urlano nel vento, ballano le anguane, oscuro lamento, fiume che
nascorri, sai, ogni segreto, gioia e dolore mescolati in un grido. Il folklore rimane in ombra e luce, languore che... Allora Alessandro Cestaro, commentiamo questo bellissimo video che hai portato per far capire la creatività, ma quanto belli sono questi fumetti e cosa rappresentano, perché rappresentano il nostro territorio, i nostri prodotti, ecco, i nostri amici. Prego. Guarda, aggiungerei qualcosa a quello che ha detto la tua spettatrice e ti prego fermami se sforo un attimo col minutaggio. Ma i fumetti che noi leggevamo ci hanno insegnato anche, cioè noi abbiamo anche imparato grazie ai fumetti. Cioè noi leggevamo i fumetti della Divina Commedia, leggevamo i fumetti della Spada nella roccia, dei grandi romanzi semplificati per bambini, poi il bambino si incuriosiva e andava a leggere. Rieducare un attimino la lettura e giustamente non demonizzare per Dio social o quant'altro, ma magari limitarli e incoraggiare i giovani a una lettura magari semplicistica, tra virgolette, perché il fumetto non è assolutamente un mezzo di comunicazione semplice, anzi è molto complicato perché per l'adulto deve tornare bambino e il bambino si scopre adulto, quindi è una specie di incrocio di mentalità che non è facile per tutti. Ad esempio mio fratello ci ha passato mezz'ora l'altra sera a parlare che lui non riesce a leggere i fumetti, lui preferisce i libri, mentre cioè io preferisco sia fumetti che libri, romanzi, telefilm e quant'altro, però il bambino dentro di noi capisce il fumetto, perché comunque anche mio fratello da piccolo l'Asterix se lo leggeva e se lo leggeva di gusto. Se c'era qualcosa da imparare o da assimilare era molto più facile impararlo con un fumetto che ti parlava I Promessi Sposi. Il fumetto dei Promessi Sposi mi ha insegnato tantissimo per quanto riguarda la storia, Milano, la rivoluzione, lo sciopero, la peste che ha colpito l'Italia. Sono argomenti che io ho studiato con i fumetti e poi approfondito con le scuole. Ma non è che Quindi forse abbiamo un po' accelerato, Alessandro, con questi ragazzi, con i fumetti dei supereroi? Perché io che incontro questi bambini, questi ragazzi, la prima cosa che sento è il supereroe. Cioè non è che poi abbiamo un po' calcato un po' troppo la penna su questi supereroi, perché chi è che non sogna di diventare un supereroe? Forse non è da ritornare un po' indietro e puntare su quello che loro si stanno esprimendo con i loro gesti e anche ad esempio con la musica, con i concerti dove vediamo i giovani, li vediamo là, li vediamo nell'ambiente, non li vediamo che fanno le guerre, pochi fanno la guerra, però quei pochi cercano di prendere e di avere tutta l'attenzione e diventano di una visibilità unica e qualcuno copia il supereroe che poi è il bulletto di turno, magari questo non va bene, dobbiamo un po' calmarci a mio avviso. Sentiamo Mara da Treviso e poi andiamo dalla professoressa del dottor Trevisin. Prego Mara. Se vale poco. Pronto? Sì, pronto? Prego. Sì. Parla pronto? Mara. Sì. E a signora Mirella? Sì. No, io volevo sapere quando posso trovarla a Santa Maria del Rovere, perché anni fa sono venuta là a salutarla. Allora dopo... Mara, facciamo prima, lascia il tuo numero di telefono che poi ti richiamo, sai? Lascialo pure alla nostra regia che poi ti richiamo, così mi dici cosa vuoi dirmi, sai Mara, grazie. Anzi dico anche a quel signore che ha chiamato che io continuo a chiamarlo perché lui voleva parlarmi, ma se non ti rispondi al telefono tesoro non riesco ad arrivare, perciò ho capito che vedete numeri strani ma io non posso far altro, perciò Mario se ci sei batti un colpo. Professoressa, come commenta le parole di Alessandro e anche di quello che ho detto io, questi supereroi, questi bambini che da piccoli iniziano a giocare diventando poi questi giochi, e qua lo diciamo i genitori, molto pericolosi anche. Prego. No, mi viene in mente che uno dei paragrafi della seconda parte del libro è i nuovi eroi fragili, ecco, come simbolo della condizione limite. Allora, a parte che i fumetti avevano un'etica
cioè nel fumetto, che naturalmente ne ero una lettrice, oltre a coniugare la modalità immagine con la modalità parola, c'era un'etica. Oggi abbiamo forse un po' troppo sostituito l'estetica all'etica. I nuovi eroi hanno sostituito gli eroi del passato. L'eroe è sempre stata una figura comunque positiva come punto di riferimento, come la stella polare, la stella di riferimento di un navigante. Cioè l'eroe incarnava l'etica, il coraggio, l'onore, la forza. C'erano dei valori positivi incarnati nella figura dell'eroe, che via via è andata cambiando quando, diciamo, si è introdotta una casa cinematografica a calcare la mano su determinati aspetti dell'eroe piuttosto che gli altri, ma l'eroe incarnava appunto un valore etico. Ora anche la figura dell'eroe ha avuto un mutamento, è diventato fragile anche l'eroe, quindi non è più un supereroe forte, ma è fragile. I nuovi punti di riferimento, non sempre, ma spesso per i ragazzi, sono gli youtuber, gli influencer, i trapper, sono delle figure che loro vedono forti, arrivate, che hanno i soldi facili, e tutta una serie di comportamenti che comunque veicolano dei messaggi ai giovanissimi con una configurazione non di eroi naturalmente, ma anche di una certa fragilità nascosta attraverso tutta una serie di comportamenti considerati leciti e che abituano i ragazzi che si assuefanno a una serie di comportamenti considerati normali da un punto di vista statistico, per cui nel momento in cui in un gruppo il bullo è considerato il più forte, quello diventa il punto di riferimento degli altri per non solo un meccanismo di emulazione, ma comunque di avvicinamento a lui, come una sorta di ricerca di protezione. Non è così, perché se il bullo è tale, tutt'altro è che una persona forte. La persona forte interiormente è che, ecco, il limite tra interiore ed esteriore è saltato. Non si distingue che cos'è la forza interiore dalla forza fisica, per esempio. La forza fisica agita non è manifestazione di una forza interiore. Questo nei fumetti non era un errore che si faceva. La manifestazione dell'eroe era la manifestazione di una forza interiore agita, ma nella giustizia, incarnando anche dei valori etici, magari non sempre, ma nella maggior parte delle volte. Questo aggancio è saltato. Però oggi. Ancora di più, allora, professoressa, bisogna prendere questi ragazzi per mano e fargli capire che quel bulletto di turno, che voi magari anche conoscete a volte, perché sono quelli, no? Cioè non è che ne abbiamo 100 milioni, perché no, sembra che siano fatti solo di questi giovani, invece noi vediamo invece bravissimi, certo. Sono tantissimi, ma non li fanno vedere naturalmente. Io devo invitarli qua per dire: guardate che ci sono anche questi, e siete voi che dovete prenderli per mano. E soprattutto, a mio avviso, sono gli stessi giovani che devono parlare a quei pochi che si comportano male, a far capire che il mondo gira in maniera diversa, con i loro esempi positivi. Il problema è che c'è la paura perché è passato il messaggio che tutti girano col coltello, è passato il messaggio che tutti sono ubriachi, che tutti si drogano. A parte abbiamo dei numeri, abbiamo sentito ieri dal CEIS, che fanno rabbrividire. Bisogna dire la verità, ma si può intervenire. Il problema è che bisogna vedere chi ha voglia di intervenire. Dottor Trevisin, è l'ambiente, soprattutto nei fumetti c'era l'ambiente, tu vedevi il fuoco, le foreste che bruciavano, ma li vediamo tuttora i messaggi che arrivano a questi ragazzi. L'etica, diceva la professoressa Ferraro, e io vorrei capire dove la parola etica c'è, dove la adoperano, in quali contesti. Per l'ambiente è fondamentale, è il rispetto. Prego. Certo, per l'ambiente è fondamentale il negazionismo dei cambiamenti climatici che sta un po' imperando sui social o su una parte di social è veramente deleterio, no? Perché i dati oggettivi scientifici basta leggerli. E spesso non li vogliamo leggere, cioè c'è una parte di chi poi detiene anche il potere sia economico che politico,
che non vuole affrontare o non vuole vedere questo, perché affrontare, vedere questi temi e affrontarli vuol dire impegnarsi, vuol dire lavorare, vuol dire mettersi a confrontarsi con gli altri, vuol dire fare rete in un sistema che è complesso, perché non dobbiamo dimenticare che noi viviamo in una società complessa e dove non possiamo pensare che ognuno vada per i fatti propri, no? Perché altrimenti andiamo a sbattere. La fermo un secondo perché abbiamo una telefonata. Giusy, poi continuiamo, dottor Trevisin. Vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Prego. L'altro giorno ho sentito una signora che diceva che per le Olimpiadi del 2026 a Cortina quante persone arriveranno? Che saranno centinaia di migliaia? Gli alberghi, gli appartamenti in affitto, ma quanti posti ci saranno nelle vicinanze di Cortina? Perché anche questa gente non andrà mica tutte le mattine a fare 30 chilometri per arrivare a Cortina. Questo mi ha chiesto, non lo so, ho detto, saranno organizzati, penso, perché a Bolzano, cioè c'è San Vito, c'è Auronzo, c'è Misurina, Borca di Cadore, Bolzano, Badia, Braies, tutti quei paesetti là, ma saranno organizzati? Mi ha detto, non lo so, ma farò una domanda, ho detto, grazie. Giusy, vedi, non è una domanda fuori luogo, anzi, e sei in materia perché si parla di ambiente, siamo sempre là. È una domanda molto importante perché ancora non ci danno le risposte, non sappiamo, non conosciamo, noi vediamo sempre qualche immagine, dottor Trevisin, ma quello che è veramente l'ambiente per accogliere queste persone, sono i parcheggi, le strade, le infrastrutture, non è che abbiamo capito ancora molto, tanto è vero che vorrei andare anche a vedere, fare anche una passeggiata per vedere cosa sta succedendo su questa perla, una volta perla, adesso non so se sia diventata una patacca, ecco, tra perla e patacca c'è una bella differenza. Patacca lo diciamo in Veneto, sì, no. Professoressa, perché entra molto bene quello che voglio dire, speriamo non sia la patacca. Dottor Trevisin, lei cosa vede su questo ambiente meraviglioso che abbiamo, che un po' alla volta stiamo cementificando tutto? Su questo ambiente va fatta una riflessione perché giustamente, come diceva la signora, non sappiamo cosa, qualcosa si conosce in realtà, no? Sembra che vogliono fare un mega parcheggio a Longarone e portarli su con dei bus navetta per chi viene dall'autostrada, eccetera, per bloccare il traffico. C'è ancora una viabilità in lavorazione da parte dell'ANAS per fare i bypass di Tai, di Valle, laddove c'erano quei restringimenti, eccetera. E certo che meno mezzi portiamo su e più salute abbiamo, no? Io conosco bene quei territori, avendo anche casa da quelle parti, insomma, e ho ben presente qual è la viabilità di quei territori, che è molto fragile e portare su migliaia e migliaia di persone sarà veramente un problema. Quindi mi auguro che questa organizzazione di cui si sta parlando, con bloccare il traffico dei mezzi, dei veicoli a Longarone e portarli su con dei bus navetta, ma vede, su questo tema negli ultimi 30 anni non si è investito mai su una viabilità ferroviaria, no? Esatto. Che poteva essere una grande alternativa anche e soprattutto per la montagna, e non si è mai investito. Non si sa bene se la linea fino a Calalzo terrà, non terrà. Era ventilato un mese fa che avrebbero chiuso, dopo hanno detto, è stato smentito da qualche assessore, da qualche ministro, insomma, che questa cosa. Però se non hai una visione di sistema che non guardi al consenso, no? Perché i politici hanno in genere una visione che guarda al consenso, invece dovrebbero avere una visione di senso, non di consenso, no? Di buon senso. Sì, no, ma proprio di senso delle cose, di senso. Però, dottor Trevisin, mi scusi se corro, ma dopo devo dare parola e vedere anche un servizio. Quello che però rammarica è che non riescono ad ascoltare proprio i segnali di allarme che ci sono, e sono gli scienziati, i geologi, sono veramente preoccupati, bisogna intervenire subito, perché questo paese, e vai alla dimostrazione, se la natura si arrabbia non ce n'è per nessuno. Abbiamo visto le vasche di laminazione 2 che non hanno tenuto a Verona.
Cioè capite che c'è qualcosa che non va. Noi siamo un paese morfologicamente fragilissimo e qua qualcuno sembra di non ascoltare, quello è il grande problema. Nel settore agroforestale e in riferimento ai cambiamenti climatici, no? Quindi la piovosità che non è dal punto di vista quantitativo nell'ambito di un anno molto cambiata, ma è concentrata in periodi molto ristretti, no? Con bombe d'acqua, eccetera. Quindi se noi non siamo in grado di affrontare queste dinamiche, cioè trattenendo l'acqua quando cade per utilizzarla quando non c'è, perché poi abbiamo avuto anche 2 anni fa un'estate molto siccitosa, no? E questo è quello verso cui dovrebbe un po' andare la politica degli investimenti. Le faccio un esempio, ci sono degli studi seguiti anche da alcuni colleghi agronomi con l'Università di Padova e un'azienda che è qui nelle nostre zone a Ciano del Montello, comune di Crocetta, e ha un'attività in cui l'acqua di pioggia viene tutta accumulata in vasca e viene riciclata per l'irrigazione in serra, hanno dei prodotti in serra, no? Poi per la concimazione organica utilizzano pesci che vengono allevati in vasca, le cui deiezioni danno sostanza organica, danno azoto. Moretto, l'azienda Moretto, l'ho avuto ospite. Ecco, lo so che è stato ospite qua. La settimana scorsa lui è andato negli Stati Uniti alla NASA a presentare il suo progetto. Ecco. Adesso noi andremo il 18-19 di ottobre con il FAI a visitare la sua azienda qui a Crocetta del Montello. Allora, esempi e modalità e la ricerca che sta andando in questa direzione ci sono, però bisogna investire. Cioè bisogna supportare. Guarda che avevamo presentato il progetto in regione con Moretto per farlo al Parco dello Storga, non ha avuto neanche risposta. Ecco, bravo. Cioè, non è che non abbiamo la possibilità, come ho detto prima, ma se uno non ascolta e invece di aprire i rubinetti li chiude perché non gli interessa, questo è ambiente. Andiamo a vedere il boia di Treviso. Quanti boia avremo solo a Treviso? Andiamo a vedere. Cos'è il boia di Treviso? Il fumetto è il video che ha mandato, ce l'hai? Barcari nel freddo, il vento fa male, sole cocente, giornate senza cane, tra zanzare, fatica, fiumi e canali, porta merci, non mollano mai, la grappa calda, scalda le ossa come un fuoco nel cielo senza fossa, il vino rosso unisce le genti, ogni sorso un'amica tra i venti, barcari del stile, eroi. Alessandro, perché ti è venuta questa idea, da dove è partita e perché il boia di Treviso? Prego. Possiamo riallacciarsi al discorso di prima. Come viveva l'uomo una volta? Che rapporto aveva con la natura nel Medioevo? Che rapporto aveva con le storie soprattutto, con le leggende, con come veniva intrattenuto il bambino dell'epoca, che tipo di favole, che tipo di storie veniva raccontato col bambino, che tipo di umanità c'era. Il fumetto, come dicevo prima, a mio giudizio deve intrattenere, ma deve anche insegnare qualcosa. Il boia di Treviso è una fatica durata 3 anni che finalmente siamo riusciti a pubblicare, fondando anche una casa editrice nuova nel settore proprio qua in Italia. Ne approfitto anche per dare informativa che siamo qui in via Sant'Antonino a presentare il fumetto e la casa editrice, dove ti aspettiamo anche te, Mirella, e aspetto te poi per tagliare la torta, mi raccomando. L'obiettivo è quello di offrire lettura, conoscenza, cultura e soprattutto, grazie anche alla scuola, cercare di scoprire anche nuovi talenti che imparino anche un lavoro che possa realizzare i loro sogni, i loro desideri.
Cosa dicono questi ragazzi, ecco, quando disegnano? Ecco, cosa leggi tu tra questi disegni? Perché anche nel fumetto che abbiamo visto, e anche quello di prima, c'è molto ambiente, la natura specialmente. Prego Alessandro. Dire cosa vedono i disegni dei ragazzi è un fattore mio di esperienza. La cosa bella è cosa vedono gli altri nei disegni dei ragazzi. Qui ad esempio abbiamo allestito anche una mostra con i migliori disegni dei nostri allievi. Con migliori si intende quelli che hanno più carattere, più carisma e più cose da dire. A volte il bambino parte che non sa cosa vuole disegnare e lo scopre pian piano con il tempo. È una scoperta interiore, come lo è la scoperta del proprio stile di disegno. Se sei un Milo Manara, se sei un Guido Crepax, se sei un Bonvi o altri autori del fumetto italiano e anche quello straniero ovviamente, ma il bambino quello che comunica con il disegno prima di tutto è la realtà che vede, dopodiché è il sogno che vuole. Ma tu cosa vedi? Cosa descrivono questi ragazzi? Ecco, cosa noti? Tu che sei esperto, cosa emerge da questi disegni, da questi schizzi che fanno? Abbiamo due categorie, perché io sono solito fare anche un esercizio gioco per i bambini in cui gli chiedo di disegnare i loro sogni. In questo modo mi offrono una finestra per poter vedere appunto i loro sogni, le loro ambizioni, i loro desideri. Allora abbiamo due tipi di bambini, quelli che iniziano a disegnare soldi, oro, diamanti e quant'altro, e quelli che iniziano a disegnare pianeti, mondi, ali d'angelo, tirannosauri. Quindi non serve cosa vedo io descrivendo quello che disegnano, penso che lo spettatore possa benissimo intuire. Questo dipende anche tanto da in che tipo di famiglia è il bambino. È in una famiglia in cui i genitori danno valore ai beni materiali o è in un tipo di famiglia in cui il bambino viene incoraggiato a crescere, a evolvere e a diventare l'adulto bambino del domani. Professoressa, come commenta queste parole, ecco, questi bambini che con i loro disegni esprimono anche la famiglia, la vita quotidiana, i valori? Prego. Attraverso i disegni i bambini si sono sempre espressi. Quando facevo il mio lavoro di psicologo usavamo anche i test di disegno, perché disegnando potevano porre nel foglio il loro mondo interno ed era più facile per noi capire cosa portavano dentro in un'età in cui la verbalizzazione delle proprie paure, delle proprie problematiche era difficile, quindi il disegno dei bambini è fonte di grandissima informazione. Molte delle mie maestre alla primaria lo usano ancora, a volte me li fanno vedere, e anche solo l'uso di determinati colori, l'uso di determinate figure ti fa capire un po' anche come sta il bambino, cosa sta attraversando. Quindi, come diceva giustamente lui che è un esperto del settore, chiaramente nei disegni vedi tante cose, vedi un mondo che è il mondo in cui il bambino un po' è cresciuto, ma vedi anche il suo mondo interno. Una volta mi è venuto in mente un bellissimo libro che ormai non so chi legge più, di Michel Ende, La storia infinita, che parlava di fantasia, questo mondo della creatività che veniva mangiato dal nulla. E torniamo al tema della creatività e dell'emergere dell'identità negli spazi di vuoto. Noi dobbiamo cercare di stimolare il più possibile le nuove generazioni a sperimentare se stessi, trovare se stessi nella creatività e nei processi di pensiero, che non siano anche lì ricevitori, indottrinamenti, ma che il ragazzo impari da solo a trovare il suo senso critico, perché solo quel filtro in qualche modo lo difenderà, anche filtrerà, lo aiuterà a trovare il suo baricentro nel mondo. Quindi la creazione di un'identità parte sempre, anche in un momento di vuoto, di contrapposizione, di crisi, di limite. Sono tutti concetti che rappresentano una dinamica relazionale tipica in cui però il ragazzo ha la possibilità di crescere, ha la possibilità di creare un'identità e trovare se stesso. Ad esempio, lei prima ho citato Moretto perché è un amico caro, voi lo sapete, l'ho invitato più volte, abbiamo fatto vedere
quello che sta cercando di fare proprio come qualità della vita, qualità dell'ambiente, qualità dei prodotti. Ma perché Trevisin in regione non riescono a capire di supportare queste realtà? Lui ha anche detto questi bandi infernali dove tu prima devi pagare ancora prima di vincere, no, perché bisogna anche dirle come fa, perché i bandi non sono tanto appetibili. Perché è tutto così difficile? E io ritorno in questo, ma perché c'era questo organo molto importante, questo organo che si occupava di foreste, di ambiente, fatto da squadre veramente con esperti, non è stato supportato? Perché anche abbiamo questo territorio, cioè inutile che mettiamo i forestali in Sicilia, cioè i forestali servono anche qui da noi non abbiamo neppure i canadieri, non li abbiamo, dobbiamo prenderli da un'altra parte, eppure abbiamo un territorio, e Vaia penso sia stata la dimostrazione di una fragilità unica con delle foreste meravigliose. Prego Trevisin, cosa è successo? Ce lo spiega? Ma allora, la direzione generale delle foreste che avevamo in Veneto, che era portata ad esempio in tutta Italia, non c'è più. E adesso stanno cercando di ripristinare qualcosa, però se tu non hai una visione di sistema, come anche decisore politico, o ti affidi ai tecnici che avevano una visione di sistema, no? Oppure distruggi tutto. Questo è un po'. Poi l'esempio di Moretto che facevano, è chiaro che bisogna riuscire a coniugare produzione, perché il settore primario è quello che ci dà da mangiare, coniugarla con reddito, perché chi ci lavora deve avere comunque un reddito, e coniugarla con l'ambiente. E risparmio. Sì, l'ambiente intendo appunto tenere e salvaguardando l'ambiente con risparmio energetico, con risparmio idrico, con accumulare nel terreno sostanza organica, perché questa tutela la fertilità del terreno, trattiene di più l'acqua. Quindi se non investiamo in questa direzione qua, rischiamo veramente di darsi la zappa sui piedi, no? Perché noi abbiamo una grande vocazione sul territorio trevigiano, ma anche veronese, di vigneti eccetera, però non è solo questo che è agricoltura, no? Quindi se poi abbiamo appena chiesto ai funzionari regionali se c'è modo nell'ambito delle politiche agricole comunitarie nazionali, della PAC, eccetera, di avere una semplificazione nelle procedure, perché molte piccole aziende rinunciano a partecipare a bandi perché è troppo complicato. Quindi abbiamo appena chiesto, adesso aspetteremo un confronto, magari sui bandi di quest'anno no, ci hanno detto perché ormai le strade sono, però ci stiamo ragionando in prospettiva. Quindi io ho una commissione a livello regionale che si occupa proprio dei bandi, che mi ha segnalato tutta una serie di situazioni che potrebbero essere semplificate, no? L'ho mandata informalmente in regione, aspetto poi un confronto, perché parleremo nel 2026. Sì, però la dobbiamo chiudere entro quest'anno per essere operativa nel 2026, perché poi i tempi sono questi, certo. Insomma. E questo è uno dei temi grandi, no? Come per esempio il direttore, la responsabilità del tecnico che fa da direttore dei tagli boschivi, con tutto quello che ci sta collegato, no? E deve essere una figura che deve essere definita, che non è attualmente definita se non in modo molto marginale. Anche su questo abbiamo fatto una proposta ben precisa, l'abbiamo mandata, i tecnici regionali ci hanno detto non si riuscirà a affrontare in questa legislatura perché la regione adesso va al voto, però ce l'abbiamo presente e vediamo. Allora, noi dal punto di vista tecnico, ma poi c'è l'università, poi ci sono i tecnici stessi della regione e quelli di Veneto Agricoltura che hanno la capacità e le conoscenze per dare delle indicazioni su quali strade seguire, no? Più chiaro di così, questa si chiama anche prevenzione per un futuro migliore anche per il nostro territorio. Più chiaro di così non poteva essere il dottor Trevisin. Però professoressa Ferraro, ormai siamo quasi in chiusura, però la storia dei cellulari, ecco, ne dobbiamo parlare. Come l'hanno presi i ragazzi? E lei personalmente cosa vuole dire? Perché mi sembra che dovesse succedere il finimondo, non mi sembra che sia successo niente di tutto questo, non ho visto proteste, non ho visto assolutamente niente, e c'è qualcuno che veramente parla prima del tempo. Cosa hanno detto i ragazzi e lei personalmente cosa vede? Ecco, questo cellulare che non si può più portare in classe, se non usare quando lo dicono appunto gli insegnanti, prego. Ma non c'è nessuna protesta perché era vietato già da anni, quindi non è una novità. Da me non c'è nessun contraccolpo perché era già vietato da 2 anni.
quindi non c'è una novità per cui c'è uno scossone, eccetera. La maggior parte delle scuole è dotata di una cosa che si chiama regolamento d'istituto, come una piccola legge interna, e la maggior parte, che io sappia, dei regolamenti d'istituto delle scuole, sia delle scuole secondarie di primo grado che superiori, hanno il divieto del cellulare. E qualcuno mi dice: ma come mai nell'epoca della digitalizzazione totale, e lì dove c'era stato anche un decreto nel 2007 che cercava di stimolare l'uso del device come forma di apprendimento? Perché purtroppo poi non solo c'è una ragione proprio disciplinare, nel senso che purtroppo poi i ragazzi non riescono a contenere quell'urgenza di usare il cellulare per altri scopi, usando per fare video, eccetera, eccetera, quindi era diventato uno strumento antieducativo che non permetteva l'apprendimento. Allora, per esempio, prossimamente useremo dei computer nostri per fare delle cose, o già si usano dei computer sia nell'ora di tecnologia ma anche in altre ore di lezione, ma i computer della scuola vengono messi a disposizione dei ragazzi per effettuare delle unità di apprendimento, non il cellulare, ma questo era già così da qualche anno, quindi non c'è nessuno scossone, nessuna novità. No, per fortuna che qualcuno parla chiaro, e ringrazio la professoressa. Alessandro Cestaro, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Vi saluto rinnovando l'invito a passare a trovarci oggi alla nostra sede in via Sant'Antonino. Vi saluto dandovi un grosso abbraccio e vi saluto incoraggiandovi a sognare, desiderare e a credere che nulla può essere impossibile se abbiamo la feroce volontà di raggiungere determinati obiettivi, sia per il bene ambientale sia per il bene comune. Grazie, grazie Alessandro, veramente auguri per questa bellissima giornata, per questi nuovi spazi che hai creato e soprattutto per l'attenzione che dai a questi ragazzi e riesci a tirare fuori la loro creatività. Veramente complimenti Alessandro. Spero che il prossimo anno ci vediamo in provincia, visto che è stato bocciato anche quello in provincia, non so cosa. Però prossimo anno si cambia, noi rimaniamo e qualcuno cambia. Dottor Trevisin, come ci saluta? Io con un augurio che chi va alle elezioni regionali abbia una visione di futuro, perché se non ha una visione di futuro per il settore agroforestale, ambientale, che non possono essere soltanto lasciamo fare liberamente alle produzioni quello che vogliono, ma devono essere guidate, cioè gli investimenti devono andare nella direzione giusta che è quella della tutela ambientale, dell'affrontare i cambiamenti climatici con le loro conseguenze, perché altrimenti non abbiamo futuro, insomma, rischiamo veramente di vivere in una bolla che poi esplode. Grazie veramente, grazie anche al dottor Enzo Trevisin, presidente federale dottori agronomi e forestali, di essere stato con noi. Professoressa Ferraro, come ci saluta? Rivediamo la copertina del libro della professoressa, visto che è un libro anche che dovrebbe far riflettere. Prego, professoressa. Allora, agganciandomi a quello che diceva il suo ospite, che è interessante perché è facilmente agganciabile al mio discorso, è: aiutateci a permettere ai ragazzi di ricominciare a desiderare. Il desiderio però, la capacità desiderante, non lo dico solo io, si crea lì dove c'è un limite, lì c'è uno spazio di negazione, lì c'è un contenitore, lì c'è un adulto autorevole. Quando c'è la funzione genitoriale, non solo dei genitori ma anche della società, allora può esserci il desiderio, altrimenti i ragazzi funzionano solo per soddisfazione di bisogni e di urgenze, non per desiderio. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Allora, prima di presentare gli ospiti, io volevo dare un grande saluto a Sabrina, quella splendida donna che purtroppo ha avuto un forte trauma, sta cercando di riprendersi e ieri telefonicamente, naturalmente, tramite la sorella, sono riuscita a salutarla. E vorrei dirvi cosa mi ha scritto la sorella quando io parlavo con questa splendida donna che mi ha molto aiutato, che mi è sempre stata vicina.
mi ha scritto: tu non lasci indietro nessuno, Mirella, ma l'emozione scatenata dalla tua voce era chiusa in quella lacrima che scendeva dal suo volto mentre le labbra, senza suono, parlavano con te. Perciò è stato un messaggio veramente toccante per Mirella, penso anche per voi, perché questa donna, Sabrina, sta lottando con tutta se stessa per uscire da questo trauma. Io sono sicura che lei ce la farà, è una guerriera numero 1, perciò Sabrina cara, da tutti noi un grande abbraccio e continua a lottare e vedrai che riuscirai a vincere. Veramente un grande abbraccio a Sabrina da tutti noi. Detto questo, presento subito gli ospiti graditi. Abbiamo in presenza il dottor Antonio Romeo, violenza maschile sulle donne, sentiremo cosa ci racconterà. Abbiamo anche Giancarlo Antoniazzi, no, ancora non c'è. Allora, cominciamo col dottor Antonio Romeo. Allora, numeri impressionanti purtroppo di questi femminicidi, di questi uomini violenti, abbiamo sentito anche in questi giorni, non passa giorno che non ci sia un femminicidio o troviamo morti, persone scomparse, ma allora non siamo arrivati a nessun obiettivo di togliere questa aggressività maschile nei confronti di queste donne che non riescono a difendersi. Prego, dottor Romeo. È così, ci vediamo da anni ormai e diciamo sempre le stesse cose. C'è una sola cosa fondamentale: perché i braccialetti elettronici vanno bene, perché le leggi vanno bene, l'aumento delle pene vanno bene, i centri antiviolenza per le donne vanno bene, va tutto bene. Però fondamentale, essenziale, definitivo è che noi maschi accettiamo che dobbiamo cambiare. Il processo che può fare un maschio nel cambiamento non può che essere volontario, perché se tu obblighi una persona a fare una cosa, magari la farà momentaneamente ma non la farà per sempre. Il classico è il genitore con i figli: studia. Quando è che comincia a studiare? Quando decide di studiare. Bene, noi maschi purtroppo abbiamo due componenti che ci penalizzano. Una è naturale e oggettivamente siamo più portati per l'aggressività. Storicamente la violenza sulle donne non nasce con internet, casomai è appesantita da internet, ma nasce dalle caverne. Cioè, noi maschi abbiamo sempre confuso la nostra forza fisica con la nostra fisica to go, cioè abbiamo pensato di essere superiori. Aristotele, Freud, Kant, Schopenhauer, Einstein, tutte queste persone famose che fra 100.000 anni noi non ci saremo più, loro ci saranno ancora, erano maschilisti delle peggiori specie, ok? Quindi c'è un aspetto naturale, ma fondamentalmente c'è un aspetto culturale. Perché se ce la rimaniamo con il fatto naturale, allora non ci spieghiamo perché non c'è più il cannibalismo, non c'è più lo schiavismo, non c'è più il razzismo, c'è ancora, purtroppo. Però voglio dire che come abbiamo ancora nella testa noi quella roba là, quando dovevamo affrontare i leoni, quindi ci caricavamo di aggressività e poi le scaricavamo anche sulle donne, oggi non ci sono più leoni in giro. C'è la tua compagna in casa che ha gli stessi diritti, gli stessi doveri tuoi, miei, parliamo di me e di mia moglie. Quindi se io continuo a essere aggressivo non ho più nessuna giustificazione. La violenza maschile sulle donne, come peraltro tutte le violenze, non ha nessuna giustificazione. Sì, ma lei mi provoca, ho capito. E tu cosa fai? Però, dottor Romeo, è anche un problema di salute mentale. Noi vediamo molte persone che veramente commettono queste cose, ma mentalmente non ci sono fuori, hanno problemi, però non abbiamo le strutture adeguate, non abbiamo le persone che possono curare e portare a un dialogo con una cura adeguata a queste persone. E poi la droga che annebbi i cervelli. Noi vediamo persone straricche, ricchissime, che però si rovinano prendendo questa droga a livelli sproporzionati, commettono delle atrocità incredibili. Però è anche vero
che tu sai, perché c'è un inizio di questa cosa, tu sai che se prendi questa polvere bianca, queste droghe sintetiche, alla fine ne paghi le conseguenze e non sai quali conseguenze, perché non ragioni più, non sei più in te stesso. Eppure si va avanti, si continua. Ma allora cosa c'è che non va in questa mente umana, questo Homo sapiens che non si riesce più a capire se è sapiens oppure se è qualcos'altro? Prego. Da molti anni l'Associazione Italiana di Psichiatria ha detto con chiarezza che meno del 4%, ascolta bene, meno del 4% di tutti gli omicidi, di tutti, anche quelli di mafia, di terrorismo, meno del 4% è fatta da uomini incapaci di intendere e di volere. Quindi i femminicidi, in questo 4% cosa sono? Il 0, l'1? Quindi il discorso della malattia mentale è, come si dice, abbattuto dai numeri. Ok? I numeri ci dicono che non è vero. Io ho visto centinaia di uomini, Mirella, incapaci di intendere di volere, non ne ho visto neanche uno. Neanche uno. C'erano persone con grandi disagi. Questi disagi si possono togliere di mezzo. Incapaci di intendere di volere, neanche uno. E tutti, alla fine, dicevano le stesse cose. Che avesse un disturbo borderline, che avesse un disturbo di personalità, che avesse un disturbo, qualsiasi roba, questi qui non sono determinanti, perché in un gruppo di 10 uomini, se ci sono 2 o 3 che hanno sta roba, tutti gli altri dicono e fanno la stessa cosa di questi 2. Quindi l'aspetto mentale, 0. Non lo dico io, lo dice l'Associazione Italiana di Psichiatria da molti anni. Ok? Quindi togliamoci la testa, questo è un errore clamoroso perché non fa altro che giustificare questi uomini e alcuni avvocati sono capaci di togliergli molti anni di pena col discorso della perizia psichiatrica che vogliono dimostrare che è matto quando non lo è. Mi spiego, cioè i numeri ci dicono che meno del 4% di tutti gli omicidi, quindi i femminicidi sono una fettina dentro questo, sono pochissimi quelli incapaci di volere. Pochissimi. Il problema rimane quello. Io ho la mia aggressività, io sono più aggressivo di mia moglie, ok? Tendo ad avere sempre ragione, l'ultima parola deve essere la mia e bene o male in qualche modo una vicina mi dice che io sono superiore a lei. Quando io taglierò queste 3 componenti non userò più la violenza e se ho il frutto, mi viene l'istinto di usarla, ho la possibilità di eliminarla, questa roba, con 2 cose, su un piano naturale, su un piano fisico che è il governo della rabbia. Devo imparare a governare la rabbia. Ci sono tecniche, se non sono capace mi faccio aiutare da un esperto, ok? La rabbia si può controllare, come si può controllare l'istinto sessuale, l'istinto del cibo e via discorrendo. Tutti gli istinti noi possiamo controllarli. Se non siamo capaci ci affidiamo a qualcuno che ci può aiutare. Quindi sul piano della rabbia è facile se abbiamo l'umiltà, il coraggio di rivolgerci a qualcuno. Sul piano psicologico, culturale, lì è dura. Perché la società ancora oggi ci dice che siamo superiori. A parte le persone illustri che ho detto prima, cioè i più grandi della Terra erano tutti maschilisti, ti sfido a trovare uno filosofo che non sia maschilista. Uno, fosse Stuart Mill. Tutti sono maschilisti, tutti, non ti dico le frasi che dicevano, perché sono volgari. Però, dottor Romeo, e se questi uomini, come dice lei, non si avvicinano a questi percorsi per un cambiamento maschile, cosa facciamo? Non c'è niente da allora fare. Sono capaci di intendere e volere, non si avvicinano a questo cambiamento maschile che potrebbe aiutarli, noi ce li ritroviamo per strada o in casa. Se noi maschi non facciamo un percorso, non c'è niente da fare. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. E io per poter cambiare devo volerlo. In tutti i campi, peraltro, no? In tutti i campi. Uno, per cambiare deve voler. Solo quando un maschio si assume la responsabilità totale della sua violenza e dice cosa posso fare, a quel punto se non ci riesci da solo si fa aiutare. Oggi, a differenza di quando ero giovane io fra poco 75 anni, quando ero giovane io non c'erano tutte queste figure professionali che ti aiutavano, va bene? C'era il medico, lo psichiatra, ma questa non è una malattia. Non è una malattia, assolutamente. Ne ho visti tantissimi uomini. Non è una malattia per nessuno. È permetterti di fare la violenza e quindi a secondare come arrabbio di cosa? Ti controlli, non sei capace, ti fai aiutare. Cioè non abbiamo il diritto non possiamo accettare proprio in termini di principio il fatto che se mi arrabbio perdo la testa.
molte donne, ciao Sammy Mario, le bombe, cosa rabbia cosa? E poi c'ho Lucchesi più forte di me. No, non è più forte, è più prepotente. Non facciamo confusione. Mirella, su questo campo c'è ancora tanta confusione, anche dei mass media. Non parliamo dei social, che sono terribili. So, se segui i social, ci sono delle cose. L'ultimo esempio, quell'app chiudata, quel sito chiuso, mogli, dove molti uomini mettevano i video. Ma questo è soltanto una piccola parte. Questo fenomeno è molto più grande. Allora saluto e ringrazio anche Giancarlo Antoniazzi, presidente Associazione Contea di Conegliano, si occupa di terzo settore. Allora questi uomini, allora Presidente, cosa ci dice? Com'è la situazione anche nel campo del volontariato? Ecco, queste sedi così importanti, eppure questo mondo del volontariato fa sempre più fatica a resistere, c'è una burocrazia spaventosa, veramente dei paletti incredibili. Prego Antoniazzi. Ma è molto difficile rispondere al problema della violenza degli uomini, perché il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato fortemente, mi nasce fortemente quel dubbio, come diceva lei, dell'uomo sapiens. Non lo so se veramente siamo così. Per quanto riguarda invece il volontariato, è un mondo dove le problematiche sono enormi, dove oggi il cittadino si pone e si appoggia fortemente alla società civile, al sistema sociale, quindi ai volontari, perché non trova risposte esaurienti da chi ha la delega di gestire le problematiche sociali, e quindi anche qua andiamo incontro a grossi problemi. Non c'è sostegno adeguato all'opera che sta facendo il volontario. Le associazioni oggi non sono più cittadinanza attiva singola come ci aveva insegnato Monsignor Nervo, ma sono gruppi, organismi organizzati, molto preparati, no? Che però non trovano da parte di chi ha il compito e la delega di dover fare al loro posto il sociale, gestirlo, dare servizi, non trovano sufficiente adeguatezza nell'essere supportati, nell'avere sostegni adeguati per poter portare avanti questa problematica. Immaginiamo, ad esempio, tanto per farne uno molto semplice, i trasporti sociali, no? Stacco o altre realtà che abbiamo, Stacco regionale. Quando pensiamo che un mezzo costa 45 mila euro un mezzo attrezzato, e noi facciamo centinaia e centinaia di migliaia di chilometri, facciamo centinaia e centinaia di ore di lavoro, no? A 0,55 come rimborso chilometrico. Lei immagini quando mai un'associazione può riuscire ad acquisire un mezzo di quel tipo. Quindi se non ci fossero le imprese, le aziende, se non ci fosse il welfare produttivo che mette a disposizione il welfare sociale, questo non sarebbe fattibile. Ma così pure anche con i volontari, cioè dobbiamo dare ai volontari, non dico uno stipendio, ci mancherebbe, sarebbe contro natura del volontariato, però riconoscere che si impegnano, riconoscere il lavoro che fanno, l'importanza del lavoro che producono. Se lo monetizzassimo, questo paese andrebbe in default. Eppure, caro Antoniazzi, volevo dirti che ti ho invitato anche per questo, che l'altro giorno proprio l'avvocato Pavanetto ha portato le nuove modifiche del terzo settore, le quali dicono molto chiaramente che verremo molto più controllati
avremo molte più responsabilità, specialmente i presidenti, e questa è una cosa inaudita con tutto quello che è stato seminato e che abbiamo detto, tanto perché sia chiaro come stanno andando le cose. Saluto e ringrazio anche Roberta Reali, storica dell'arte. Buongiorno dottoressa Reali, grazie di essere qui. Ecco, andiamo nel bello finalmente. L'arte, possibile che non riusciamo a convincere questi uomini con la bellezza, con l'arte, che c'è un altro mondo, il mondo femminile, che è l'arte proprio della persona, della creatura. Ecco, il cambiamento può avvenire anche con la bellezza, o sbaglio, dottoressa Reali? Ma certo, buongiorno, sono felicissima di ritrovarla qui, come sempre, come negli altri collegamenti, e da un palazzo storico di Venezia, il Palazzo Donà delle Rose, e anche qui è una donna che è il motore di tutto, Chiara Donà delle Rose, che è l'erede di tutto questo patrimonio e che mette a disposizione il suo palazzo. C'è scritto sull'ingresso, fossi stata veramente un cameraman avrei inquadrato entrata libera, e qui ci sono attualmente, in questo momento c'è un festival letterario che si chiama Una marea di libri, durante il quale poi ci sono degli intermezzi musicali, è tutto volontariato, è tutto volontario. Le case editrici, gli scrittori, le persone che presentano, la stessa Chiara che mette a disposizione sia il palazzo. Lei è un motore di iniziative, tra l'altro è anche un artista sotto il nome di Rosa Mondi. E qui ci sono oggi 3 mostre appunto dedicate a si chiama neospazialismo, un movimento che ha fondato lei stessa qualche decennio fa, in memoria dello spazialismo veneziano, cioè l'ultimo enorme movimento da cui è nato poi anche uno dei più grandi esponenti era Lucio Fontano, ma poi c'erano Tancredi, Parmigiani, Bacci, gli ultimi grandissimi veneziani, o comunque naturalizzati veneziani, che hanno voluto esplorare con la pittura la realtà dello spazio fino nel profondo della realtà proprio atomica, della dissoluzione, ma della dissoluzione nella luce. E adesso sono ferma qui su uno dei sandali veneziani che sono qui nel palazzo. Queste imbarcazioni tradizionalmente a remi, piatte, perché possono viaggiare nella laguna. Questo palazzo è pieno di cultura e la cultura, mi scusi, non so se si vede, no, non si vede. La cultura permea dall'antico, un palazzo seicentesco, quindi abbiamo quadri dal 600 fino dal piccolo Longhi fino al Banksy contemporaneo, e tutti possono fruire di questa cosa. Io sono appunto veramente felice di poterlo dire. Qui ieri sono passate 4 presentazioni, oggi ce ne saranno altre 6, un concerto, e credo che questa è sempre un'iniziativa privata, ma che la contessa vuole proprio espandere anche nella città, perché nello stesso periodo ci sono anche, Venezia è fatta così, nello stesso periodo ci sono anche altre manifestazioni, sempre spesso gratuite, molto spesso appunto promosse dalle persone, perché sono adesso, essendoci appunto una problematica generale enorme di economia, di socialità, di tutto, siamo noi che dobbiamo farci il motore della riunione nella felicità dell'arte, nel momento del bisogno. Sentivo prima appunto il discorso di prima, i volontari nel settore proprio, come si dice, sono necessari, grandissimi, sono dei monumenti. Noi siamo un settore un po' più apparentemente frivolo, però in realtà ci vuole anche il pensiero, ci vuole anche il momento di apertura che può interagire a livello sociale per i ragazzi, trovare un momento appunto in cui loro si possano esprimere, possono trovare occasione di ispirazione per esprimersi, invece magari di andare
a spaccare le vetrine si dipingono un bel quadro. E infatti Oppure volevo fanno proprio dripping. chiedere al dottor Romeo, dopo aver sentito la dottoressa Reali, questo cambiamento maschile che può avvenire anche con la bellezza e con l'arte, però bisogna iniziare da piccoli, bisogna portare queste creature, io non dividerei tra uomo e donna, perché qua dividiamo sempre, ma portare queste persone a respirare arte. Noi respiriamo arte da tutte le parti, però non frequentiamo, siamo pigri, oppure non abbiamo la possibilità di farlo, perché ci hanno divisi, perché alla fine poi ci ritroviamo con ragazzi che forse con questi percorsi educativi, che può farle solo la cultura, scusatemi, ma solo là riusciremo a vincere, ecco, non facciamo. Perché si fa così poco, nonostante quello che ha detto la dottoressa Reali, siamo aperte, c'è di tutto e di più, venite, entrata libera all'ingresso, perché non si fa questo? Perché non siamo ancora maturi, nel senso, cioè la cultura è il valore massimo dell'essere umano, quindi se io ieri ero a Venezia proprio e notavo che molta gente, per esempio, entra nei musei, ma passa come al supermercato, cioè passa da un pezzo all'altro, un quadro all'altro, un'opera all'altro, come se non si informa, non legge, non sa. La cultura è sapere e deve essere comunicato. Bisogna comunicato per creare entusiasmo. Purtroppo oggi internet è un ostacolo alla cultura, paradossalmente. Perché? Perché è uno strumento, quindi dipende da come li usi. Ma c'è molta gente che legge cose su internet e pensa che siano vere. Moltissime cose sono false, alcune anche dannose. C'è quello che ti dice che il tumore al cervello lo guarisce mangiando cipolle, mi invento. C'è un sacco di sciocchezze. La cultura è il valore massimo, direi. Cioè, effettivamente, teoricamente, una persona acculturata dovrebbe riuscire a essere migliore, quindi a governare gli istinti, eccetera. Non è sempre così, non è sempre così. In questi anni ho visto professori, medici, psicologi, poliziotti, ho visto di tutto, anche persone molto acculturate. In televisione spesso vediamo grandi intellettuali, arroganti, maleducati, cafoni, che parlano sopra agli altri ospiti, non faccio nomi, ma in varie trasmissioni dico, se quello è un uomo di cultura, e guarda caso, sono sempre gli uomini a comportarsi così, quasi sempre. Mi domando, Picciosotto, che vede quello lì, che urla, che sbraita, che offende, pensa che va bene così, cioè, ho detto io che sei uno di cultura. Quando un uomo di cultura, una persona di cultura, si comporta male, trasmette un messaggio pessimo. Perché il linguaggio, la cultura si veicola col linguaggio. Dobbiamo anche modificare il linguaggio in tutti i sensi, continuare a dire, come dicevo una volta, gli uomini, no, le donne e gli uomini. Non è secondario, perché la storia dell'umanità ha posto sempre il maschile come valore assoluto. Quando vado in una scuola dico buongiorno a tutti e a tutti, faccio, ma non era più semplice dire buongiorno a tutti? E tutti sì, e io ripeto buongiorno a tutti e a tutti. E mi guardano, allora chiedo alla ragazza, come ti chiami? Lucia, tu sei un maschio o una femmina? Una femmina. E allora perché? La lingua italiana cosa prevede rispetto all'aggettivo o al pronome femminile o maschile? Tuo o tua, mio o mio, tutti o tutte. Perfino la lingua lo dice. Lei dice, ma vuoi battere la violenza sulle donne con queste sciocchezze qua? Piano. Guardi che la cultura si trasmette col linguaggio. Se noi continuiamo a usare un linguaggio maschilista, quando lo fanno i mass media o le persone di cultura è un danno ulteriore. Perché chi guarda dice, vabbè, va bene così. No, non va bene così. Il problema, e qua passo alla dottoressa Reali, è che bisogna capire se siamo un popolo colto o un popolo erudito, che sono due cose completamente diverse, o siamo tutti e due una parte. Ecco, e qua diventa, se sei colto e erudito, vuol dire che hai una creatività e un'intelligenza superiore. Il problema è che vedo che si fa molta fatica a far sì che questi ragazzi, parlo in generale, ragazzi fin da piccoli, perché bisogna iniziare da piccoli. Non puoi pretendere, come dice il dottor Romeo, di entrare in un museo se non sei preparato a capire, a fermarti davanti a quel quadro che ti chiama e che ti fa le domande.
e tu devi rispondere o viceversa. Tu passi, poi ritroviamo il bookshop che stanno un'ora a prendere chissà cosa senza pensare che hanno visto delle opere meravigliose che veramente tutti ci invidiano. Ecco, forse bisogna iniziare proprio dalle scuole a portare di più questi ragazzi. Io capisco la didattica, ma non possiamo ormai vivere di sola didattica, noi dobbiamo vivere di bellezza, di cultura, siamo morfologicamente portati come paese a questo. Cosa vede lei? Ma perché si fa così fatica a capire che il bambino da piccolo a 4 anni inizia a chiedere perché, e invece di rispondere noi diciamo basta, perché dai fastidio. Ecco, dottoressa, cosa possiamo fare per far capire anche alle scuole che devono cambiare, intrigarli di più con l'arte, la bellezza, la cultura? Noi persone siamo un'opera d'arte. Prego. Sì, a questo punto penso proprio che la trasformazione dobbiamo essere noi, non c'è nessun altro che può farlo al posto nostro, e nelle scuole, adesso ho cominciato anche a insegnare, per cui so anche cosa vuol dire insomma da qualche anno, bisogna immergerli, prima bisogna fare capire insomma che siamo parte della stessa umanità, siamo uguali, siamo in ruoli diversi ma siamo uguali noi bambini, e poi bisogna saperli trasportare e farli sognare, ma non è difficile qua perché è pieno di cose bellissime, sì. Per cui in qualche maniera bisogna che lo facciamo. I programmi scolastici ci possono anche aiutare perché in questo momento sono sia abbastanza aperti che consentono di diciamo utilizzare sì per quello che serve anche i nuovi mezzi, tablet, le LIM, eccetera. Per quello diciamo diamo un'idea generale perché i ragazzi ormai si orientano in quella maniera lì, però poi dobbiamo far fare l'esperienza concreta e questo sarà il punto forte della nostra del nostro essere educatori. Anche portarli in giardino, farli abbracciare un albero, il bambino specie quello che ha dei problemi, che si sente male, metterlo a contatto diretto con la natura, quello è diciamo la più grande fonte di risanamento possibile, anche momentanea, insomma, però già è un assaggio di quello che può essere uno stato di benessere, e nel momento in cui si sta bene poi ci si guarda intorno, si vedono le sculture sui palazzi, si vedono le decorazioni, si vede la bellezza. Sì, però bisogna capirle. Dottoressa Reale, bisogna che qualcuno le spieghi queste decorazioni, bisogna che ci sia qualcuno che accompagna, sì. Ma io ho sentito girare per Venezia ragazzi davanti a un monumento, non sanno neanche cos'è, non riescono a capirlo, perché nessuno gliel'ha spiegato, ma la natura è lo stesso, gli alberi, non conoscono gli alberi, non è che su ogni albero ci sia un'etichetta che magari si spieghi cos'è quest'albero, no, non si fa. È proprio la confusione generale che porta a caos e basta, è quello che vedo io. Mirella da Riese, vai Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Allora, dico una cosa, io sono appassionata di dipingere e ho cominciato da piccola. Avevo 12-13 anni che andavo da uno mio zio che era pittore e andavo a imparare come faceva, così e così. E dopo ho cominciato io e sono appassionata, faccio mostre, vado in comune e fanno mostre anche là, vado in tanti posti. Però si comincia da giovani, bisogna cominciare da giovani, avere passione e fa molto bene alla testa. Perché sei appassionato a dipingere, il tempo passa, sei calmo, fai dipingi, ti diverti e quando è finito il quadro sei soddisfatta.
Grazie Mirella, grazie, devo correre, complimenti anche per quello che hai detto, bisogna iniziare da piccoli. Allora andiamo da Antoniazzi, però questo mondo è fatto di volontariato in gran parte nel mondo intero, vediamo appunto anche dove ci sono questi purtroppo teatri di guerra, c'è un mondo del volontariato meraviglioso, però noi abbiamo sempre difficoltà a trovare giovani nel mondo del volontariato, le associazioni si lamentano, non abbiamo giovani, come intrigarli Antoniazzi? Perché veramente io invito qua le associazioni e tutti quanti sono scarsi di ragazzi giovani, passano tutti gli ANTA ma di un bel pezzo, come mai? Sì, abbiamo fatto lezioni in classe da anni, abbiamo spiegato, però non li abbiamo intrigati abbastanza, si vede qualcosa non gira. Prego Antoniazzi. Ma dal mio punto di vista devo dire una cosa, condivido con il professore, condivido anche con la dottoressa. C'è una comunicazione che è molto inquinata nel senso che un po' del sistema dei mass media o della tecnologia, la nuova tecnologia, parlo di telefonini, parlo di tutte queste cose molto tecnologiche, ma anche da una forma morbosa di egoismo, no? Di isolazione, no? Dell'individuo, che ha l'arroganza e la prepotenza di comunicare ma con la voglia di essere al di sopra. Non c'è quell'armonia di un dialogo condiviso, quindi apprezzare, come state dicendo voi o come dice la signora che pittura, condividere le bellezze che ci circondano, no? Le problematiche che ci circondano tutti i giorni, e quindi fare in modo di avere un dialogo aperto, sincero, rispettoso e far sì che tutto questo passi come un messaggio di crescita, no? Invece no, tendiamo ad essere, soprattutto ultimamente, e quindi ecco perché il volontariato si trova con un grande peso sulle spalle, perché sta cercando di dialogare in maniera più libera, più aperta, aprire all'altro un pensiero che sia condiviso, dove andiamo a vedere le problematiche da un punto di vista di soluzioni da risolvere, cose da risolvere. Invece c'è l'egoismo, c'è l'individualismo, e tutto questo frena una crescita sociale che sia più serena e che sia più, più proiettata verso l'apprendimento, verso la crescita dell'essere dell'individuo come persona, che si diceva prima, la persona sapiens. Quindi nasce questo dubbio: se siamo realmente cresciuti, se ci siamo preparati sufficientemente per essere una società più compiuta. Sentiamo come commenta il dottor Romeo le parole del presidente Giacomazzi e soprattutto questo corpo, questa opera d'arte che è questa figura femminile. Basta vedere nei dipinti, ecco, i grandi pittori come dipingevano questo corpo bellissimo anche all'interno delle chiese, ecco, il nudo femminile è un nudo meraviglioso, un'opera d'arte come il maschile d'altra parte, eppure ci sono mille tabù, mille veramente patugne che si creano, ecco, nella mente dei piccoli che poi diventano adulti e là diventa un disastro. E per questo dico che dobbiamo imparare a insegnare cultura, arte e bellezza, e forse diventeranno meno aggressivi queste persone. Prego. Sì, indubbiamente, parlando di bambini che sono il futuro, perché gli adulti per cambiare devono fare uno sforzo. Nel senso che se pensano che la domenica la cosa migliore è andare nei grandi magazzini a passare la giornata dentro lì, coi bambini non abbiamo capito niente. Quindi un adulto deve sforzarsi per cambiare, deve proprio cambiare occhiali. I bambini
se siamo bravi veramente possono fare la differenza, perché il bambino si entusiasma di quello che tu gli poni come cosa bella. Se dici oggi andiamo a vedere i grandi magazzini, oppure dici andiamo a vedere una mostra a Venezia e ti spiego cosa è, cosa non è, eccetera, i bambini crescono con un altro modo di vedere. Vi sono bambini, io vedo anche nelle mostre, che interessati, che ti sanno rispondere, i genitori li hanno fatti entusiasmare, lo stesso per la lettura. Noi siamo italiani un popolo di scrittori, scriviamo tutti un libro, non c'è un cane che non scriva un libro, ma siamo quelli che leggono meno nel mondo, quantomeno in Europa. La cultura è anche faticosa in un certo senso, no? Però ha un valore assoluto. Anche lo studio è pesante, lacrime e sangue lo studio, poi è noioso, è pesante, è duro, ma è l'unico modo che si sa per conoscere, per sapere. Quindi, ripeto, un adulto che non ha mai avuto in famiglia un approccio alla cultura, se di suo non si è entusiasmato all'arte e alla bellezza, è un problema. Ma con i bambini potremmo veramente fare la differenza. Un bambino piccolo, tu qualsiasi cosa dici, lui si entusiasma, però dipende cosa gli proponi. E soprattutto è un creativo, perché certo. Tu gli dai qualsiasi cosa, lui riesce a gestirla questa cosa. Il problema è che diamo dei giochi pericolosi invece di fargli visitare, come dice la dottoressa Reali, questa meraviglia che non costa niente, entrata libera, e capire cos'è la bellezza. È come l'opera lirica, deve iniziare da piccolo. Guardi, scusi, prego. Sui costi, cioè c'è gente che va per vedere la partita della sua squadra del cuore, magari in un'altra città, e spende centinaia e centinaia di euro tra albergo e partita, che dura 90 minuti, ok? Io amo il calcio, ho giocato, però 4 soldi per la mostra, se hai il senso della come si dice, della priorità, delle priorità con i tuoi figli, non li porti a vedere la partita, spendi per tutta la famiglia 400 euro, ma li porti in una mostra e spendi quello che è. Dottoressa Reali, ormai siamo in chiusura, come ci saluta, come vuole commentare, cosa vuole dire? Prego. Allora, dirò 2 cose velocissime. La cosa più importante, il denaro non dovrebbe essere messo nella guerra, ma messo a disposizione di coloro che lo producono, ovvero sia dei cittadini e della loro cultura e della loro vita, perché adesso se ci sono genitori che poveretti non hanno potuto educarsi, però magari vorrebbero portare i figli ma non hanno né tempo né modo, la scuola ha tempi e mezzi limitati per farlo, comunque in ogni caso noi possiamo prenderci tutto quello, possiamo incaricarci per quanto possiamo di dare il massimo, specie da bambini, è vero, perché diciamo anche è importante immergere il bambino nella situazione. Allora sì che sente cosa vuol dire l'opera d'arte, perché non tutti nascono fortunatamente in famiglie in cui, sfortunatamente in famiglie in cui la musica di tutti i tipi, dalla classica, alla contemporanea, il jazz, l'elettronica, ma anche quella che fa bene all'anima piuttosto che la musica etnica. Allora, dottoressa, indiana. Devo chiudere perché siamo in ritardo, Sì, prego, ma vorrei prego. invitare il dottor Romeo a visitare Palazzo Donà con lei, portare magari questi maschilisti cattivi, rabbiosi, aggressivi a vedere le opere d'arte con la dottoressa Reali, chissà che magari un cambiamento, ma ne basterebbe uno, riusciamo a farlo. Ecco, grazie dottoressa, devo proprio chiudere, veramente grazie, ci sentiremo volentieri ancora. Grazie mille. Antoniazzi, come ci saluta, veloce? Presidente? Microfono? Chiedo scusa. Sì, no, dico solo questo. Lei sta facendo un'opera intelligente e grazie a tante persone che hanno cultura, hanno formazione proprio di base, ma non solo, ma ce l'hanno dentro il cuore, possiamo insieme riuscire a portare messaggi di valore importante. Grazie Presidente Giacomazzi. Dottor Romeo, come ci saluta? Mi raccomando, guardi che la dottoressa l'ha invitato, ho sentito. Mi dai l'appunto di... Sì. Ma guardi, cultura, volontariato sono i più grandi valori della società. Cultura e volontariato.
Bisogna entusiasmarsi alle cose belle. Non è facile, ripeto, per un adulto che per tutta la vita non ha visto altro che i grandi magazzini o le partite di calcio, è difficile. O liti in casa. Quello è un altro discorso ancora. Cioè, è chiaro che molti uomini che ho visto autori di violenza hanno detto: io ho fatto quello che mio papà faceva a mia mamma. Pensate voi. E soprattutto un messaggio che manda a casa, dottor Romeo, a queste famiglie ancora con l'omertà, hanno paura di dire, queste donne, che ce ne sono tante, guardate, veramente anche al di sopra di ogni sospetto, chiamiamole così. Prego, dottor Romeo. Solo la punta dell'iceberg delle donne denunciate, però devo dire una cosa: denunciare non è facile. Denunciare la persona che ami, che mai una volta era il tuo principe azzurro, che papà e i tuoi bambini, quali gli vogliono bene, non è facile. Però una donna, la prima cosa che deve fare è andare in un centro antiviolenza dove ci sono solo donne, operatrici donne, le quali danno un'assistenza gratuita, legale, di salute, psicologica e anche case rifugio per quelle che hanno pericolo di vita. Quindi se mi chiede cosa può fare una donna che vive violenza in famiglia, la prima cosa, addirittura ancora prima dei carabinieri, per dire: va in un centro antiviolenza, trova solo donne competenti che la accolgono e gli danno tutte le possibilità di ciò che si può fare per i loro problemi. E agli uomini, a quegli uomini che la stanno ascoltando, cosa vuole dire? O vanno nei centri per autori di violenza o vanno da privati, ci sono molti uomini che si vergognano a mettere, cioè in un gruppo molti non ci sentono perché si vergognano. Vabbè, ci sono comunque esperti che li aiutano anche privatamente, come c'è il dentista, c'è anche quest'altro. So. E con queste parole io ringrazio i miei ospiti, veramente grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, anche il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Conegliano e precisamente davanti al municipio. Ci sta aspettando il sindaco per un caso sempre particolare. Entriamo. Permesso. Avanti. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie di averci ricevuto. Buongiorno Silvia, qui abbiamo la Silvietta. Ciao Silvietta. Ciao, ti vedo con un sorriso quando arriva la Mirella, sorridi. Io ieri le ho telefonato, ci siamo parlati. Lei ha capito il caso per il quale siamo qua questa mattina, per aiutare questa persona che ha anche una disabilità, che aveva il terrore di uscire di casa e non avere più una casa. Io so che lei ha fatto un bel regalo questa mattina perché non lascerà la casa per il momento Silvia. Questo mi fa molto piacere, sindaco, perché ha preso il caso a cuore e questo dovrebbero fare i sindaci, perché sono dei casi un po' particolari. Cosa vuole dire? Beh, intanto ringrazio te Mirella, ma soprattutto do un in bocca al lupo a Silvia, perché è una persona dalla grandissima dignità ed è una persona che ha dato tanto, perché dà tanto anche nella forma di volontariato, perché non è una persona che chiede, ma una persona che dà, e il fatto che oggi sia venuta qua tu insieme a lei è la dimostrazione di quanto bene state facendo a voi, ma soprattutto di quanto bisogno c'è anche di aiutare le persone. So che lei viene dalla nostra famiglia, perciò la solidarietà e soprattutto il volontariato è una cosa importantissima, che io sono convinta che il sindaco farà una buona strada se sta vicino a questo mondo, perché è un mondo che fa capire tante cose. Quando lei è entrato in questo ufficio, dopo aver fatto questo giro, cosa le è rimasto di più nel cuore? Ma guardi, questa mattina siamo stati a visitare le scuole, come dice lei, siamo stati la nostra famiglia, veramente situazioni incredibili di persone che si prestano per aiutare gli altri. Una scuola di eccellenza, però ti rimane nel cuore il pensiero che ci sono tante persone da aiutare, e questo è quello che state facendo anche voi oggi. Adesso parliamo con Silvia. Allora Silvia, hai sentito, per quello stai sorridendo, eh? Poche lacrime e tanti sorrisi stamattina. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta, Silvia? Sono contenta, siete una cosa grande, che aiutate molte persone in difficoltà, perché vi seguo anche televisivamente parlando e siete veramente eccezionali. Poi tu Mirella hai un cuore grande. La grande famiglia ha un cuore grande. Allora, per dimostrarti il cuore grande, intanto prendiamo l'assegno. È un assegno delicatissimo, è fatto di tante persone, anche con piccole cifre, che ogni settimana riescono ad aiutare queste persone. Allora io vorrei che la grande famiglia, che è questa, reale, ecco, fosse lei a consegnare questo assegno, per far capire anche ai sindaci quanto importante è star vicino alla gente, che la gente risponde con cose concrete, con i soldi. Ecco, un ringraziamento particolare va ai telespettatori, perché
Se oggi possiamo dare questo assegno è per tutto quello che sta facendo Mirella, ma anche per l'aiuto che tutti i telespettatori stanno dando, anche con piccole cifre. Penso che il segnale sia questo, non siano grandi cifre, ma sia quello che ognuno di noi può fare in base alle proprie possibilità. Bastano piccole cifre perché poi è la somma che fa il totale, diceva Totò, per cui la verità è questa, e questi 1.500 euro spero possano esserti di aiuto e sollevarti un po'. Grazie, gentilissimo, grazie Sindaco. Molto gentile, grazie a tutti voi di Rete Veneta per questo aiuto qua, grandissimo, grazie, molto, molto gentili. E anche questa settimana siamo riusciti a far sorridere una persona triste. Grazie anche al sindaco, bisogna dirlo. Grazie, alla prossima!